come nei più classici dei finali di stagione, un ultimo episodio atteso, carico di adrenalina e di aspettative, tutto in una partita che mette in palio la partecipazione alla CEV Challenge Cup 2026, una stagione di Serie A femminile Ticotà che fino all'ultimo promette dunque emozioni. Dal Pala Fenera di Chieri, la sfida è quella tra la Reale Mutua Fenera Chieri 76 e la Megabox Ondulati del Savio Valle Foglia. Bentrovati e buona serata da Gabriele Giovine e da Matteo Caudana. Le note dell'inno della Serie A femminile di Elio Le Storie Tese per quest'ultima partita, l'ultimo appuntamento al Pala Fenera, l'ultima partita per le padrone di casa, l'ultimo appuntamento anche per le avversarie della Megabox Valle Foglia. Si giocano questa sera la possibilità di andare a giocare la prossima stagione la CEV Challenge Cup, la terza competizione europea per importanza. Si possono fare mille conti, si possono guardare tutte le statistiche stagionali, però Matteo ti chiedo che tipo di partita ci possiamo aspettare in questo caso. Quando si arriva a questi livelli, alla finale, momento decisivo, non c'è più nulla da calcolare, ormai i giochi sono fatti, andrà avanti e vincerà chi avrà più fame, chi avrà più voglia di andare a giocare la prossima Challenge Cup. Sarà comunque storia per entrambe le formazioni, perché per Valle Foglia potrebbe essere una prima storica partecipazione a una Coppa Europea, per Chieri invece sarebbe una conferma. Quarto anno consecutivo in una competizione europea non è da tutti. Vinta 3 stagioni fa, combattuta fino all'ultimo pallone dell'ultimo set quest'anno con Roma, l'SMR Roma Volley che se l'è aggiudicata in una finale tutta italiana, e questo da grande soddisfazione, così come non possiamo che festeggiare anche la gioia di Novara che conquista il terzo trofeo. Li ha conquistati tutti e tre, la Champions, la Challenge e la CEV Cup martedì sera contro l'Alba Blai. Nel ritorno bastavano 2 set e la squadra di Lollo Bernardi li ha ottenuti, e dunque 2 competizioni sono italiane, e adesso non possiamo che sperare nella Final Four di Istanbul del 3-4 maggio, sapendo che 3 italiane su 4, Scandicci Milano, Conegliano, e dall'altra parte c'è solo il backing bang di Giovanni Guidetti che può tentare un'italiana in finale, già è matematica. Possiamo solo sperare che ci sia anche la seconda, e comunque sia il movimento italiano femminile del volley, ma anche quello maschile, che ha perso un po' di chance in queste occasioni, in queste competizioni, però rappresentano sempre il grande baluardo italiano. Intanto è tempo di dare il benvenuto e presentare anche gli arbitri di questo incontro. Il primo arbitro, il signor Stefano Caretti di Roma, il secondo fischietto è quello della signora Antonella Verrascina di Roma, anch'essa coppia dunque tutta laziale per questa partita. La partita numero 43 per Chieri, giusto per dare dei numeri, sono una trentina quelle invece di Valle Foglia, che ovviamente non ha avuto i 10 appuntamenti europei, non ha avuto i playoff, ha giocato solo 2 partite dei playoff e non 3 come nei quarti ha giocato Chieri, quindi insomma si parte, partiamo a scoprire insieme a voi anche le protagoniste, proprio da Megabox Ondulati del Savio. Come il numero 1 non poteva che esserci il martello albanese di Elblira Bisi, accanto a lei il numero 6 Gaia Giovannini, la schiacciatrice medaglia d'oro, poi il numero 8 Sonia Candi, la capitana, l'altra centrale numero 17 la teutonica Camilla Weitzel, numero 22 Simon Lee, la scelta, e poi libero ovviamente il numero 7 Chiara De Bortoli, una delle 3 a questo punto ex della partita. Mi sono perso invece il numero 13 Vittoria Kopzar in regia. Per quanto riguarda Chieri non poteva che esserci l'altra statunitense, l'altro martello Avery Skinner, accanto a lei il numero 9 Sara Alberti, la centrale italiana. La regia rimane anche per questa volta dell'olandese, il numero 10 Sara Van Halen, accanto a lei la sua compagna in nazionale sempre olandese, il numero 12 la schiacciatrice Anne Bausch. La diagonale la completa la francese, il numero 13 Lucie Gichel, scelta quasi obbligata, dico quasi in questo caso per le centrali, con il numero 17 Anna Gray, e poi il numero 5 il capitano Ilaria Spirito con la maglia del libero. Da una parte agli ordini di coach Giulio Cesare Belegoi, dall'altra parte della rete l'allenatore e coach Andrea Pistola, tra l'altro già confermato per la prossima stagione, quando si iniziano, in realtà è già più di un mese che si iniziano a fare i giochi del mercato, quando invece abbiamo già dato conto nelle passate cronache che invece Giulio Cesare Beregoli dopo 6 stagioni saluta Chieri, un grande impero, essendo Giulio Cesare, possiamo dire così, costruito e conquistato in queste stagioni. Andrà sulla panchina dell'ex Azibasi in Turchia, dunque altro grande scenario, grande palcoscenico per quanto riguarda il volley femminile. Dovrebbe arrivare coach Nicola Negro in rientro dal Brasile.
e poi delle giocatrici, chissà, insomma una sì in realtà perché ha vestito, in realtà non ha mai vestito perché doveva completare l'infortunio, era Alice De Gradi, proprio accasata a Valle Foglia, che in realtà non ha potuto giocare, adesso sta completando il ripristino, ma dalla prossima stagione è già qui da 2 mesi a Chieri, quindi non spoileriamo nulla, vestirà i panni bianco-blu della Reale Mutua Fenera Chieri 76. Tutto è pronto allora per questa finalissima, tutto in una partita da dentro o fuori per conquistare la Challenge Cup del prossimo anno. Primo pallone tra le mani del numero 13 Vittoria Kobzar, mettetevi comodi, godetevi insieme a noi, Chieri, Valle Foglia. Primo servizio riceve Skinner, poi c'è Van Halen dietro, subito per Schickel, in mani out, subito vincente per la francese. Si comincia bene per Chieri con quest'ottima alzata dietro di Van Halen e l'attacco da posto 2 di Lucie Schickel. Dalle parti di Valle Foglia l'unico dubbio di formazione era appunto la palleggiatrice. Kobzar aveva già giocato contro Pinerolo la semifinale, però ha giocato pochissimo in stagione. Intanto si spegne sulla rete il servizio di Anna Gray. Un cerchietto rosso che ha accompagnato tutta la stagione, forse Chieri dai 9 metri, subito il servizio per Anna Gray, consegna dunque il Mikasa al numero 22 lì, la statunitense. Per quanto riguarda la formazione ospite, che trova anche qualche tifoso ovviamente venuto a sostenere fortissimamente una squadra che ha fatto una grande stagione. Arriva l'errore al servizio anche per le ospiti, dunque rispondono subito a tono. Sì, un errore per parte, subito pronti via così. C'è sicuramente tanta tensione sul rettangolo di gioco perché è una partita da dentro fuori. Forse Chieri ha leggermente un po' di vantaggio per quanto riguarda il fattore campo, ma deve metterci molto più impegno perché un altro errore al servizio, ci vuole concentrazione, ci vuole testa. Adesso predica calma sicuramente coach Bregoli mentre Camilla Weitzel si appresta al servizio. Abbiamo detto un'altra dell'ex dal 2021-2024, 3 stagioni come Chiara De Bortoli vissute in maglia bianco-blu. L'alzata di spirito per Anne Bausch a fondo campo, in qualche modo si salva, Valle Foglia costretta però alla free ball, può ricostruire Van Halen, lo fa con la pass di Sara Alberti dall'altra parte. Anne Bausch gioca praticamente a ping pong con Ervira Bisi, arriva di gran carriera da seconda linea, un'alzata che come sempre riesce a trasformare Avery Skinner. Bravissima Avery Skinner, ha sicuramente l'esperienza e la capacità di mettere giù questi colpi. Non ben posizionata però la difesa di Valle Foglia, un po' colpevole in questo caso. Bausch va a cercare lì Candy, primo tempo, la copertura di spirito, Van Halen da Bausch, arriva però l'interruzione di gioco chiamato da coach Pistola, il video check per andare a verificare l'invasione, quella sotto rete, e ovviamente sono chiamate che ricordiamo vanno fatte ad azione in corso, non si può aspettare. E allora vediamo cosa ha chiamato perché ha chiesto proprio il tocco di rete, sì, esatto. Arriva adesso l'indicazione, entra in gioco anche il signor Gabriele Venturi, il videocecchista di questo match odierno, per confermare con la tecnologia che c'è il tocco a rete dell'avambraccio e la colpevole è Sara Alberti, perché con quei manicotti bianchi solo lei poteva essere la colpevole. E allora ottima l'attenzione da parte di coach Pistola e del suo staff nell'andare a individuare subito questo errore che dà il vantaggio soprattutto dalla parità alle due formazioni. Bizzi a tutto braccio dai 9 metri, Bausch in ricezione, poi attacco di Avery Skinner deviato dal muro di Candy che si dispera. Bizzi non arriva più in tempo per tenere il pallone, rimane avanti Chieri ma di una sola lunghezza in un avvio di partita già molto combattuto. Sì, molto combattuto, anche se ci sono già stati diversi errori al servizio che hanno contribuito a aumentare il punteggio. Per adesso è Skinner che si prende la scena con i suoi attacchi e i suoi punti. Dietro per Bizzi a tutto braccio, non c'era nemmeno il muro piazzato evidentemente per dare qualche chance in più a Bausch, che però non riesce a tenere nella difesa, ancora tutto in perfetta parità. Si fa un po' prendere dalla foga Avery Skinner che salta sulla palleggiatrice Kobzar invece di stare nella sua posizione per coprire, almeno dare un muro a uno sull'attacco di Bisi. Gaia Giovannini, suo turno al servizio, che lei va a cercare Anne Bausch, Manale dietro, rovesciato per Lucie Schickel che imbuca la palla praticamente tra le 4 braccia del muro di lì e i Candy. Sì, perfettamente, continuiamo questo
punto a punto nessuna delle due riesce ancora a prendere il largo, formazioni ovviamente un po' contratte che devono sciogliersi in questo avvio di match. Van Halen molto teso sopra la rete a cercare lì, cercata poi anche in fase di attacco il pallonetto, la copertura. Gray rimasta spiazzata un attimo, in realtà molto più pronta nei riflessi Avery Skinner, poi però non si riesce a trasformare in una difesa effettiva. A volte è meglio non toccare questi palloni quando si scende dal muro, lasciarli per la difesa, per la copertura. In questo caso Avery Skinner era ben posizionata, avrebbe sicuramente potuto intervenire bene. Kobzar dietro ancora una volta per Bisi, c'è però il muro, lo porta a casa Anna Gray per Chieri per rimanere sempre avanti di una sola lunghezza. Aumenta il suo buttino in questo fondamentale. Anna Gray, è stata una buona stagione per lei, anche se non sugli stessi livelli della scorsa stagione. Lei che si era confermata tra le migliori centrali della passata stagione, quest'anno non è riuscita tanto a ripetersi. Kobzar per Camilla Weitzel, e allora anche in questo caso è una centrale l'ex che potrebbe ritrovare invece con Giulio Cesare Pregori nell'estate in maglia con la nazionale tedesca. È sicuramente una delle migliori nel suo ruolo e una delle migliori del campionato, anche se per muri effettuati è la sua compagna di reparto Candy a prendersi la scena. Van Halen nel primo tempo lo gioca con Anna Gray, trova le mani del muro, questa sua fortuna perché era un po' lunga come attacco di primo tempo. Sì, comunque buona, ha fatto bene a provarci Van Halen, perché Gray si è inserita molto bene, non era facile, è stata sì fortunata con le mani del muro, ma a volte ci vuole anche quello. Proprio Gray al servizio per Chieri, Der Bortoli, altra grande ex di questa partita, la copertura di Anna Gray può ricostruire, allora Van Halen sceglie ancora una volta Lucy Gichele, molto profonda la palla, viene confermata in, c'è stato un attimo di sguardi tra la pistola e la sua panchina, poteva esserci il dubbio, sicuramente era un attacco che a suon di deformazione avrebbe comunque pizzicato la linea bianca, ed è un attacco che consegna il doppio vantaggio di Chieri per la prima volta sull'8-6. Gray rimane corto, è il terzo errore al servizio, già il secondo mi sembra personale, mi affido a te Matteo, solo per Gray. Sì, confermo, secondo errore di 3 complessivi per Chieri da parte di Gray, che deve un attimo scaldare il braccio, anche se i suoi attacchi dal centro sono stati efficaci, quindi per adesso si è abbastanza compensata. Simon Lee per il servizio di Valle Foglia molto teso, va a cercare la connazionale, poi l'attacco di Anne Bausch, una diagonale strettissima appena oltre i 3 metri. Strettissima questa diagonale di Anne Bausch, quasi voleva cecchinare i 3 metri, è stata brava, ha giocato bene col polso e ha evitato le mani del muro. Gichel, la francese, per il servizio su Giovannini, che poi va anche all'attacco, un attacco out, lamentano un eventuale tocco a muro, li ha ancora tutti e due a disposizione, allora confronto di pistola, ovviamente il video check per il tocco a muro, sembravano abbastanza convinte, infatti nessuno si è autoaccusato, e mi sentirei di confermare un po' la decisione del signor Caretti, vediamo se invece la tecnologia è di altro avviso. Mi dispiace, il fair play ci piace sempre vederlo durante le partite, ma è una finale e qui bisogna affidarsi alla tecnologia per andare a vedere i tocchi a muro. Non bisogna lasciare niente a nessuno da una parte e dall'altra. Nella partita di andata 3-1 di Chieri in 1 ora e 51 minuti, nella partita di ritorno invece era stata una battaglia vinta di nuovo da Chieri al tie break di 2 ore e 03. Dunque tutte e due ad appannaggio delle padrone di casa. Questa volta il video check non sorride, non arride a coach Pistola, la sensazione viene confermata, attacco è out. 10-7, sono addirittura adesso 3 le lunghezze che piano piano il Chieri dopo quella fase giocata a punto iniziare allunga. Servizio di Gichel su De Bortoli, la ricostruzione di Bisi con le mani out di Anne Bausch per tornare subito a inseguire le padrone di casa. Valle Foglia deve affidarsi alla sua opposta, la numero 1, l'albanese Bisi, che è una delle migliori schiacciatrici del campionato, la quarta per punti realizzati, quindi sicuramente una bocca da fuoco da tenere d'occhio. Weitzel è una da tenere d'occhio non solo per i muri ma anche per quanto riguarda gli ace messi a referto
vado a memoria, mi sembra che sia addirittura terza nella classifica per Ace, con Valle Foglia che si attesta in seconda posizione nella classifica generale. Su questo fondamentale direi Chieri invece non pervenuta nelle statistiche. Ed è 2 su 2 infatti le difficoltà. Il primo è stato un servizio vincente, il secondo mette in difficoltà Chieri che regala la free ball. Copsa ricostruisce ancora una volta con l'albanese, un pugnettino per tenere vivo il pallone di Cichel, nulla da fare, ed è in un attimo è parità. Questa volta il time out, anzi no pardon, questa volta il primo time out lo chiama sul 10-10 proprio coach Giulio Cesare Baricoli sulla panchina di Chieri. Mini break di Valle Foglia sul turno a servizio di Camila Weitzel, che è veramente letale dai 9 metri nella regular season. 35 gli ace messi a segno dalla teutonica, quasi bilancia positiva per lei, che però ha commesso anche 43 errori. Comunque più o meno un ace a partita, scusate, un ace a set la sua media, riesce a portarlo, quindi un apporto importantissimo per la numero 17, l'altissima centrale, 195 centimetri di forza e di lunghe leve, per lei che conosce bene anche questo palazzetto. 3 stagioni importanti qua a Chieri per la tedesca, con la conquista di una Challenge Cup e di una CEV Cup, quindi assolutamente una giocatrice di livello internazionale. Ed è proprio lei che prosegue dunque dai 9 metri, questa volta fa spiovere un po' di più il pallone e lo battezza a ragion veduta. Avery Skinner si trasforma nel secondo servizio per Valle Foglia e nel punticino con cui Chieri rimette il naso avanti e nella rotazione ritrova Anne Bausch. Per lei grande stagione davvero. A fil di rete Gaia Giovannini per la ricezione, poi Bizzi col pallonetto letto però da Capitan Spirito, si prova a ricostruire un attacco piazzatino che riesce comunque a mettere in difficoltà la difesa. Anne Bausch a pieno titolo. Bravissima olandese. Troppe volte in stagione abbiamo visto sia da parte di Chieri che da parte di tante altre squadre dei palloni regalati, delle free ball molto facili da giocare. È giusto anche piazzare questi attacchi, questi appoggini che possono diventare insidiosi, e Anne Bausch l'ha dimostrato sul campo. Stavolta fa spiovere il pallone, c'è lì coi Kopsar per Gaia Giovannini. Avery Skinner già dall'altra parte, lo battezzano out, il pallone in difesa, il +2 di Chieri rimane un +1. Gaia Giovannini un'altra da tenere d'occhio, giovanissima ma già campionessa olimpica, quindi un grande prospetto. Le sue abilità offensive però vengono offuscate dalle sue abilità in fase di ricezione, è una delle migliori a livello delle più grandi libere del nostro campionato. A tutto braccio Bizzi per il terzo errore a servizio, dai 9 metri pareggiano le squadre gli errori e Chieri mantiene il +2 dunque a metà di questo primo set della finale playoff per la Challenge Cup della prossima stagione. Kopsar era un po' telefonato al pallone troppo alto, Sonia Candi non c'è l'intesa, un vantaggio, se ne approfitta immediatamente la formazione di casa, questa volta sul 14-11 di Chieri subentra il time out chiamato da coach Pistola. Sì, giustamente, perché adesso le sue ragazze erano un po' in difficoltà e questo errore sull'attacco, sul primo tempo giocato quasi una 7 da parte di Candi, che è rimasto un po' a metà strada. Kovzar doveva spingere forse un po' di più, la palla era troppo alta, troppo un palleggio su quel servizio per Candi, che da parte sua forse poteva aggiustare un po' meglio la rincorsa, aspettare un attimino, gestire un po' meglio quel pallone. Però da qua, seduti nella nostra comoda postazione del Palafenera, è molto facile giudicare quando si è sul rettangolo di gioco, invece la storia è totalmente diversa, c'è la tensione, c'è la voglia di far bene, la voglia di vincere. E adesso Chieri, massimo vantaggio, +3 al servizio con Sara Alberti. Si inserisce Candi in ricezione, poi Giovannini, il muro che respinge la possibilità di Kopsar per ricostruire dietro con Elbrira Bizzi. Anne Bausch, il pallone è vivo, poi però Avery Skinner che ci ha provato, ha trovato una spazzolina sul suo cammino che è stata lessa a togliersi, ma ovviamente ha rallentato leggermente l'azione e ci voleva che nessuno si facesse male. Chiaramente il punto lo conquista allora Valle Foglia, che va al servizio adesso proprio con la suscitata Gaia Giovannini. Molto teso l'errore al servizio, addirittura questo è il numero 4
che non permette a Valle Foglia di colmare quel gap che aveva, anzi la ritrascina a -3. È una formazione che fa tanti ace, mette in difficoltà l'avversario sul servizio, ma commette anche tanti errori in questo fondamentale. Van Halen lì un po' staccata, Kobzar non può che servire la statunitense, appunto, palla coperta da Spirito dopo il tocco del muro. Avery Skinner a tutto braccio e out il pallone, perché ogni tanto la sfiga ci vede anche un po' troppo bene. Questo muro veramente ha lasciato col fiato sospeso, tutto surgelato al Palafenera. Anche noi attendiamo di capire nella traiettoria. È out ed è +4 adesso Chieri. Out di pochissimo per questo pallone, questione di millimetri veramente. E qui Van Halen tesissima sopra la rete, servizio vincente, si interrompe di nuovo il gioco sul 17-12 per i padroni di casa, ovviamente per volere di coach Pistola, che esaurisce di fatto i suoi time out discrezionali di questo primo set. Secondo time out, perché Chieri adesso è andata sul +5 e le sue ragazze si stanno un po' arrotando su loro stesse, stanno sbagliando tutto loro quasi. Poi la sfortuna anche ci si mette in mezzo con questi palloni, questo muro che è uscito veramente di un niente. Io fossi stato coach Pistola comunque il video check l'avrei chiamato, perché lì era veramente questione di millimetri e magari la deformazione del pallone l'avrebbe favorito Valle Foglia, ma tant'è, il momento è passato. Coach Pistola era anche dal lato del campo dove è caduta la palla, quindi probabilmente l'ha vista anche lui da lontano. Coach Bregoli ovviamente molto più vicino alla palla, è stato lestissimo a chiamarla fuori e a dare questa impressione, quindi a volte ci vuole anche questa lieve malizia da parte di chi sta fuori dal campo. Cambia completamente il servizio Van Halen, invece lì non sbaglia, la sua diagonale non protetta da Ilaria Spirito, si sblocca un attimo allora dopo questo turno a servizio importante per la regista di Chieri. Valle Foglia adesso trova la sua capitana Sonia Candida ai 9 metri per provare a cucire quelli che adesso sono 4 punti di ritardo. Riceve Spirito Van Halen nel primo tempo velocissimo, Anna Gray che poi va a giocare gioco del cecchino in questo caso, le hanno ridato l'opportunità di giocare e ha scelto zona 1 al fondo del campo, dove la seconda linea non riusciva più a muoversi. Anna Gray ha detto: questo punto no, lo voglio io, adesso ho attaccato, adesso la palla deve tornare di là. È lestissima, l'ha subito rispedita nel campo di Valle Foglia, anche un po' di fortuna su questo tocco. Kobzar per lì, si copre e difende in qualche modo Spirito Van Halen, tutto dall'altra parte per Nebausch, deve solo aspettare il money out a segno. E qui Chieri in questi punti ha alzato il livello della pallavolo e Valle Foglia è andata in difficoltà su questi attacchi di Anne Bausch, di Gray, anche di Avery Skinner, che adesso è andata al servizio. Kobzar ancora per lì, mezzo, direi mezzo, diciamo così, non c'è tanto vento, un mezzo aquilone, perché questo è passato veramente sopra le mani del muro, nessuna possibilità. Questi sono grandi regali a questo punto che la formazione di coach Pistola sta dando. Deleggia sul +7, adesso invece la formazione di casa. Decisamente abbondante l'attacco di Lee, che era anche un po' messa fuori posizione con la rincorsa. Fil di rete, Kobzar, il pallone è ancora vivo nella metà campo di Chieri, poi però Anne Bausch non poteva più toccarlo, forse la formazione di casa non si aspettava questa grande capacità di tenere vivo questo pallone, giocato un po' quasi per miracolo da parte di Valle Foglia. Intanto entra col numero 14 Renonando in sostituzione su Avery Skinner, entra in seconda linea come già abituato durante tutta la stagione per rinforzare le capacità di ricezione e di difesa di quella che sarebbe in realtà nel roster il secondo libero di coach Bregoli. Kobzar per il servizio di Valle Foglia, Anne Bausch a fil di rete riesce nel trasformare non l'acqua al vino in questo caso Van Halen invece in un pallone a una mano in un primo tempo vincente per Anna Gray. E poi intanto cambio dentro Gaia Guiducci, fuori Anna Gray. Questo ovviamente è un discorso per il servizio, per il turno al servizio. Sì, esatto, si gioca la carta a servizio e attende istruzioni da coach Bregoli sulla zona del campo da andare a cecchinare con la sua battuta. Gaia Guiducci
E intanto gran punto per precedenza di Anna Gray, ma che cosa ha fatto Sara Van Halen? Ha alzata una mano. Profondo su Gaia Guiducci e poi di nuovo 2 su 2, prova a dare di nuovo fiducia a Kobzar e invece sbaglia Lee Wonk. C'è però la richiesta di video check, ne aveva ancora una a disposizione il coach Pistola per l'eventuale tocco a muro, quindi per il money out. Credo più che quello di prima, questa volta sia un po' la lettura di coach Pistola. Credevano approfittarsi in realtà per dare indicazioni, invece è solo lo staff di Chieri con Bregoli e Rostagno che va a catechizzare le sue, invece Pistola colloquio col suo secondo allenatore Domenico Petruzzelli, ma non ci sono indicazioni. Ed è confermato. Perde dunque i video check per questo primo parziale di gioco Vallefoglia. L'attacco è out, 22-14. Sono 8 palle di vantaggio adesso per le padroni di casa, per provare a affrontare un pochino più in scioltezza questo finale di primo set di questa finale Playoff Challenge. Con Gaia Guiducci prosegue allora dai 9 metri, ancora teso, sempre su Giovannini. Kobzar la tiene, l'attacco di Camilla Valls è tenuto vivo in qualche modo, restituisce il pallone dall'altra parte provando comunque un po' di scompiglio Gichella, tutto braccio invece Elvira Bisi, lei non sbaglia, ha avuto la chance Vallefoglia di ricostruire al meglio l'azione. Sì, la solita Elvira Bisi che abbiamo già imparato a conoscere anche da queste latitudini, perché ex Cuneo, quindi conosciamo bene dai derby giocati qua contro le gatte, mentre entra un'altra ex, Carletti, nel fila di Vallefoglia. Lei è stata liberata a gennaio e ha subito trovato spazio nella formazione di coach Pistola, si è inserita benissimo, ha messo insieme anche un po' di punti da quando è arrivata a gennaio, ben 27 punti, quindi non male come bottino per lei per essere arrivata a metà stagione. Servizio di lì su Anne Bausch, Van Halen opzione a Gichel che non riesce però a forzare la zona 2. Carletti a tutto braccio, la copertura di Elena Rolando. Van Halen ancora una volta per la diagonale molto profonda di Usti di Gichel, quasi nel 7 della metacampo offensiva. Bravissima Gichel a giocare bene d'astuzia e col polso questo pallone, perché la rincorsa non era al massimo, l'alzata era buona. Intanto entra Feduzzi al posto di Simon Lee, è lo stesso cambio che abbiamo visto prima dalle parti di Chieri. Entra la libero numero 2 che gioca però con la maglia da schiacciatrice per andare a rinforzare la seconda linea. Dalle parti di Chieri invece entra Antuli per il servizio, la gigante greca subito in azione. Piove davanti proprio alla sua ex compagna. Kobzar riesce a rendere giocabile per Bisi, anche in questo caso passa sopra le mani del muro e l'attacco è out. Ricordiamo, non ne ha più a disposizione coach Pistola, quindi sono solo degli sguardi, bisogna attenersi alle decisioni del primo arbitro, il signor Stefano Caretti, che consegna il 24esimo punto, ma soprattutto consegna 9 palle set alle padroni di casa. Prosegue Antuli dai 9 metri con il servizio, in questo caso su De Bortoli. Kobzar per la neoentrata Carletti, il monster block che porta alla firma di Sara Alberti, decreta la fine di questo primo parziale 25-15, il primo set di questa finale Playoff Challenge e della Reale Mutua Fenera Chieri 76. Un parziale ingeneroso, perché Vallefoglia ha giocato un gran primo set nonostante questo punteggio davvero pesante. È stata per lunghi tratti allo stesso livello di Chieri, poi a metà set le ragazze di coach Bregoli hanno decisamente alzato il livello della pallavolo e Vallefoglia si è un po' persa per colpe proprie. Non è che Chieri ha giocato la sua bella pallavolo, molto meglio di altre sfide che abbiamo visto nel corso della stagione qua al Palafenera, però sicuramente Vallefoglia è calata drasticamente e si è un po' arrovellata su se stessa, arrotata su se stessa, e hanno perso il treno per star dietro a Chieri. Prima dei numeri che sono in arrivo di questo primo parziale andiamo a leggervi l'annuncio che in realtà lo speaker del Palafenera ha letto sull'ingresso in campo delle giocatrici, ma noi vi stavamo giusto dando qualche indicazione, eravamo in ingresso di telecronaca. Ovviamente la Lega Pallavolo si schiera a fianco dell'Unicef perché il terremoto in Myanmar ha spezzato vite e speranze. L'Unicef è già sul campo per salvare i sopravvissuti, distribuendo kit d'emergenza con medicine, coperte, cibo e acqua. La Lega Volley Femminile e i club di Serie A sostengono questa missione.
Potete aiutare anche voi donando su unicef.it un kit d'emergenza per salvare i bambini in Myanmar, in questa ennesima tragica situazione, in un mondo in cui riusciamo a farci del male già da soli, poi ogni tanto si inserisce anche la natura che ci pensa lei, e allora bisogna davvero dare una mano quando si può. E intanto che arrivano i numeri, ci giuriamo che adesso arrivano i muri. Noi vi ricordiamo che si gioca su gara secca questa finale che mette in palio appunto la partecipazione. Vallefoglia arriva dalla semifinale giocata mercoledì sera, vinta per 3-0 su Pinerolo, 25-22, 25-14 e 25-12. In precedenza aveva battuto 3-0, 3-2 Bergamo, mentre Pinerolo aveva battuto 3-2, 3-2 Busto, e si erano conquistate così l'ingresso in semifinale. Ieri, ricordiamo, eravamo qui domenica scorsa a commentarvi il 3-2 e in precedenza il 3-0 con cui aveva battuto Perugia. In precedenza Perugia aveva battuto 3-0, 3-0 Cuneo, mentre invece Pinerolo aveva riposato perché Firenze, salvatasi nell'ultimo set disponibile, aveva deciso di non disputare questi playoff di challenge per questa stagione, e allora aveva lasciato a Pinerolo. Tra l'altro ho visto proprio coach Moglio qui sulla tribuna. E sono arrivati i numeri, allora a te Matteo. Sì, giusto due indicazioni per dirvi che Chieri si è abbastanza divisa al bottino di punti del primo set: 3 punti per Skinner, 3 punti per Bausch, 4 punti per Gichel, 4 punti per Anna Gray, che è stata un po' la mattatrice insieme alla francese. 2 muri per la formazione di casa, 0 per le ospiti, dove la migliore in campo è stata Erbria Bisi con 6 punti messi a referto, è un ottimo 66% in attacco, mentre prosegue l'ottimo momento di Gaia Giovannini in ricezione, 62% di ricezione positiva e ben 75% di efficacia in questo fondamentale. Lei che si sta testando sugli stessi livelli di giocatrici del calibro di Gabi Guimaraes e anche di la sua compagna De Bortoli, quindi una grande giocatrice che sta diventando sempre più importante. E un primo scambio funambolico, direi, che alla fine chiude Gaia Giovannini con il money out vincente, dove si è giocato un po' più a flip, un misto fra flipper e ping pong tra le due formazioni. Alla fine è proprio la campionessa olimpica in qualche modo a chiuderla. Io tra l'altro mi correggo, ho detto coach Moglio, volevo dire coach Marchiano, ma perché in realtà sono presenti entrambi qui al palazzetto. Moglio che segue tutta la parte del club 76. Subito dall'altra parte la ricezione un po' troppo abbondante di Ilaria Spirito, che concede così la seconda chance a Vallefoglia e portarsi così sul 2-0 in apertura di questo secondo set, con subito Camilla Walzer dai 9 metri per provare a mettere, come nel primo set, in difficoltà proprio la ricezione di casa. E qui invece no, scappa via l'errore a servizio, il primo di questo set. È stata fallosa la formazione ospite nel primo set, adesso comincia abbastanza bene, ma subito Weisel va a vanificare tutto con questo errore. Vediamo se Anna Gray si è un po' ripresa dopo i 2 errori al servizio del primo set. Problemi di ricezione per lì, ci pensa De Bortoli a servire Giovannini a fondo campo, l'iperestensione di Avery Skinner, consegna però il pallone sulle tribunette laterali del Palafenera. Direi un avvio decisamente migliore per quanto riguarda Vallefoglia, si approccia sul 3-1 e adesso può forzare dai 9 metri proprio con l'albanese classe 95, che ha vestito per diverse stagioni anche la maglia di Mondovi, sempre qui in Pinerolo. Servizio out, sembrava molto decisa sul fatto che fosse in, ma direi che non c'erano possibilità anche di deformazione del pallone. Tutto sulla zona viola del Tarfex. È il suo secondo errore al servizio, non bene in questo fondamentale Bisi. Kopzar per Candia, al centro copre Spirito, appoggia invece di astuzia Anne Bausch, che ha visto zona 2 sguernita nella difesa di Vallefoglia e ha appoggiato praticamente un palleggino. Colpo della Volpe questo, perché non poteva fare molto altro, ha visto Bisi in colpevole ritardo sulla difesa e l'ha messa proprio lì vicino alla rete.
Gichel cerca ancora una volta Giovannini, poi non può forzare però la stessa Giovannini. Spirito che ricostruisce con un baglione dall'altra parte. Kobzar per Bizzi, questa volta buca al muro, c'è spazio al centro del campo e dopo il 3-1 di Vallefoglia e la parità sul 3-3 Vallefoglia si rimette avanti di una lunghezza. Sì, mattatrice come sempre Erbilia Bissi, nel bene e nel male, anche con gli errori al servizio, anche con i suoi attacchi. Sta facendo un po' tutto lei oggi in campo per la formazione ospite. Tanto c'è Giovannini che mette in difficoltà e si porta a casa anche il servizio vincente. Vanno a darsi fastidio in sovrapposizione Bausch e Skinner nella fase di ricezione. E allora questa volta è un +2 che segniamo per la Mega Box Ondulati del Savio. Mini break di 2 punti per Vallefoglia che si mette così leggermente avanti rispetto a Chieri e buon avvio per Giovannini. Va di nuovo a cercare Skinner, poi Van Halen dietro, arriva Lucy Gichel, l'attacco è out, molto confermato dalle ragazze, l'indecisione un attimo di coach Bregoli, poi però niente da fare, si fida anche lui delle sensazioni, anche della sua panchina. 6-3 allora. Continua il turno al servizio di Giovannini che sta mettendo in difficoltà la ricezione di Chieri, soprattutto Avery Skinner. Sempre cecchinata e sempre cercata Bausch, appoggia il pallonetto, riesce a tenersi in vita Chieri, deve regalare per una free ball la possibilità a Kobzar di ricostruire con Erbilia Bisi e il suo pallonetto vincente. Non so se era voluto, non so se era un po' in ritardo, intanto sul 3-7 ci si ferma su richiesta di coach Giulio Cesare Bregoli sulla panchina di Chieri ovviamente. Sì, non aveva chiamato time out nel primo set perché non ne aveva avuto bisogno, a un certo punto la sua squadra si era messa benissimo. E adesso invece Vallefoglia ha sicuramente cominciato bene questo secondo set, ha approcciato benissimo. Chieri un po' meno, anche lì si sono invertite un po' le parti. Vallefoglia sta facendo la gara, mentre invece Chieri sta sbagliando un po' troppo rispetto al primo set. E ci vuole un po' più di attenzione, soprattutto in ricezione con Skinner particolarmente sollecitata. Ricordiamo che questo non è il suo fondamentale migliore, le sue percentuali sono decisamente basse in ricezione, quindi in generale Chieri non è fortissima su questo fondamentale, però lei è una di quelle che patisce un po' di più e infatti spesso viene sostituita da Rolando in seconda linea. +4 Vallefoglia alla ripresa dopo il time out, ancora però dai 9 metri Gaia Giovannini molto profondo, la battezzano. Intanto è già il terzo errore a servizio però in questa fase iniziale. Sicuramente Chieri ringrazia perché 3 di questi 4 punti sono solo di 9 metri di Vallefoglia, però è già molto fallosa la formazione marchigiana. Tanto Bausch si spegne davanti a Gaia Giovannini e qui è un miracolo di Avery Skinner, la palla che danza sul filo della rete, poi va a cadere sotto il seggione dell'arbitro, ma in è vincente. Ci vuole anche un po' di fortuna in questi casi. Chieri questa sera già nel primo set ne ha avuta e adesso conferma la dea bendata, sta guardando un po' di più nel campo delle bianco-blu. Bausch al servizio molto profondo, Gaia Giovannini la lascia e l'Ace, il primo ufficiale diciamo così di tutta la partita, recupera già 3 dei 4 lunghezze di svantaggio. Dunque Chieri, il rientro dal time out, uno dei migliori che ci si possa attendere. Bausch riceve indicazione dietro la cartelletta di coach Bregoli, questa volta cambia corto su Candy, poi lì tocco del muro, la copertura di Anne Bausch, può ricostruire dunque Van Halen, non fa con la fassa di Sara Alberti, Bissi con una mano, forse se la lasciava un po' più indietro a Gaia Giovannini avrebbe potuto sperare in un salvataggio. E così 4 punti di fila sul 7-7, ci si ferma, stavolta il time out lo chiama coach Pistola. Chieri si è ripresa dopo quel time out, probabilmente coach Bregoli ha detto alle sue ragazze di cominciare a giocare a pallavolo perché fino a quel momento lì non l'avevano fatto, o meglio non l'avevano fatto bene come nel primo set e Vallefoglia ne stava approfittando. I tifosi ospiti comunque pochi ma buoni, dobbiamo dire complimenti, la trasferta non è sicuramente di quelle più agevoli da Pesaro, comunque dalla zona delle Marche, di Vallefoglia nell'entroterra,
Invece Palafenera ha risposto presente per questa finale, nonostante sia un obiettivo minore, è comunque un obiettivo importante. Ricordiamolo, Chieri vuole fare la storia di questa società, per il quarto anno consecutivo potrebbe essere Challenge Cup o potrebbe essere competizione europea, la terza Challenge Cup più una CEV. Ancora Bausch, rimane un po' incollata alla mano, arriva così il primo errore a servizio anche di questo set, anche per le padroni di casa. Qui ha chiesto un po' troppo Anne Bausch con questo pallonetto quasi paste per lei, potrebbe offrire a tutti visto che è fine stagione. Candy invece lascia tutti sui propri piedi, nessuna si muove, una flash proprio, ed è l'ace della capitana che permette così di ricostruire immediatamente 2 lunghezze di vantaggio a Valle Foglia. Pronti via, stavolta la pausa sorride a Valle Foglia, ha fatto bene coach Pistola, però Candy spreca l'ace bellissimo di precedenza con questa palla in rete. Allora servizio numero 4 fa rimanere così in scia le ragazze di coach Bregoli, adesso con Sara Alberti impegnata nel proprio turno di servizio su Giovannini. Kobzar il primo tempo per Camilla Weitzel, rapidissima, sfruttando sicuramente anche i suoi 195 centimetri. Sì, molto veloce a inserirsi, brava Kobzar a servirla prontamente, impossibile da fermare questo pallone da parte di Chieri. Kobzar, il turno al servizio per la Megabox, riceve Avery Skinner, chiamata poi anche all'attacco con la diagonale, questa volta non arriva Chiara De Bortoli. Stavolta Avery Skinner smentisce soprattutto me che l'avevo punzecchiata in precedenza su questo fondamentale. Ottima ricezione, poi subito l'attacco da vera schiacciatrice di posto 4. Tanto c'è già pronta Van Halen dai 9 metri di Chieri, peso su proprio De Bortoli, stessa Kobzar per Bisi che trova ancora una volta spazio in mezzo al muro. Leggermente in ritardo Anna Gray nella chiusura di questo muro, poteva però lasciarle un pochino di più di astina, come si dice. Avery Skinner si vedeva molto bene che l'attacco sarebbe stato in diagonale, bisogna lasciare leggermente un po' più di astina. Lì per il servizio di Valle Foglia, recensione di Avery Skinner, poi però si opziona Gichel, copre lì la diagonale di Gichel, si inserisce però Verrascina con l'infrazione a rete, segnala l'infrazione a rete del muro di Valle Foglia, e coach Pistola che stavolta vuole vederci un po' meglio perché nessuna sono tutte convinte di non aver toccato, e quindi video check per andare a vedere il tocco dietro proprio del muro della Megabox ondulati del Savio. A volte anche solo i capelli possono influire in questi casi, come vedete anche per esempio Anna Gray ha uno chignon abbastanza evidente in testa, appunto per evitare eventuali tocchi di questo tipo. E allora attendiamo che il signor Venturi riesca a visionare il fotogramma corretto per individuare. Li ha chiamati tutti Valle Foglia per il momento, ne aveva chiamati 3 nel primo set e adesso questo. Colloquio Verrascina con Giulio Cesare Bregoli, non ho capito per quale indicazione particolare, e poi arriva tocco a rete, no, ma si rigioca contesa, si rigioca il pallone. Non ho capito se evidentemente il pezzo di azione non era visionabile per bene dalla telecamera, perché in realtà l'azione era finita, non l'ha interrotta coach Pistola nella chiamata, quindi si rigioca perché il punto in realtà era stato assegnato a Chieri, quindi infatti c'è un attimo di indecisione. La signora Verrascina è tornata addirittura a riguardare l'azione, poi però doppio braccio alzato, tutto corretto, quindi nulla da segnalare. 11-9 è giusto anche sui nostri fogli, anche sul tabellone del Palafenera. Da qui si riparte, cioè dal servizio di Lee Wonk per quanto riguarda le ospiti. Allora nulla di fatto per quell'azione, ricezione sempre della connazionale, chiamata poi all'attacco da Van Halen, la copertura di De Bortoli già dall'altra parte. Anna Gray, doppietta in difesa di Chiara De Bortoli, e poi la trasformazione di Gaia Giovannini. L'applauso però qui se lo merita la ex di turno per quella
palla sul primo attacco, ma soprattutto anche sulla difesa di Anna Gray. Assolutamente sì, De Bortoli protagonista. Anna Gray che però ha sprecato questo rigore in movimento, potremmo chiamarlo, però De Bortoli si sta confermando ad altissimi livelli, è una delle migliori libere del campionato. Era un curioso e interessante confronto, perché lei si presentava con la terza posizione, 47-77% di Rice, dall'altra parte della rete c'è Ilaria Spirito, quarta col 46-42%. Insomma, Velasco ha che di scegliere, secondo me. E poi c'è Giovannini lì col 45%, quindi sono tutte veramente grandi giocatrici, veramente su livelli notevoli. Il punto se lo giudica Chieri, che poi va a servizio con Skinner a fil di rete, tiene vivo Kopsar, lo rende molto ben giocabile per il primo tempo di Camilla Weitzel, trascina la sua formazione, adesso ritrova un +3 Valle Foglia e intanto Rolando si affaccia di nuovo in campo, lo stesso cambio del primo set ma di molte altre partite, si inserisce su Avery Skinner al posto della texana per andare a rinforzare, come dicevamo prima, la fase di ricezione e difesa. Ovviamente sempre in seconda linea, in prima linea c'è in posto 4 la numero 12 Anne Bausch. E intanto Camilla Weitzel che prova a mettere in difficoltà l'area Spirito, ma Anna Gray riesce subito a togliersi da quello che poteva essere un turno a servizio mortifero della tedesca e conquista tanto il -2 per iniziare. Brava Anna Gray, rimedia quell'errore in precedenza sulla grande difesa di De Bortoli. Stavamo parlando prima di libero e di scelte da parte di Velasco, ora c'è un mostro sacro come Mochi Di Gennaro che è sempre lì, però dobbiamo dire che le alternative ci sono e Ilaria Spirito e De Bortoli sicuramente possono assicurare un ottimo ricambio generazionale. Io infatti pensavo a un secondo libero. Mochi io non la tocco finché lei vorrà far parte della nazionale e del movimento pallavolistico. Tra l'altro lei che ha festeggiato qualche settimana fa il nuovo record di presenze in Serie A, strappandolo a Francesca Piccinini, candidata per entrare tra l'altro proprio in queste ore nella Hall of Fame del volley. Insomma, due grandi mostri sacri, con la possibilità per Mochi di allungare ancora questo record e alzare l'asticella di chissà quante altre partite, speriamo davvero tantissime. Tanto l'attacco di Giovannini che per l'ennesima volta buca, poi arriva addirittura l'infrazione di fallo a rete anche per il muro di Chieri, ma poco inficia da questo punto di vista. Chieri che rimane lì però sul -2. Sì, la palla era comunque dentro, grande Giovannini, anche se la sua ricezione in questo caso non è stata perfetta, si è riuscita a inserire bene sull'alzata in bagger di Kopsar. Dizzi con Rolando che fa ovviamente il suo. Van Halen ricostruisce con Anne Bausch, la copertura di Chiara De Bortoli, poi Kopsar deve regalare però il pallone dall'altra parte, adesso calma e ordine tra le fila di Chieri per ricostruire, lo fa col primo tempo di Sara Alberti. Mancavano un po' le centrali chiamate così su tocco, c'è stato un attimo in cui si è vista la difesa di credo Sonia Candi soprattutto dire che non avevano toccato a muro, quindi poteva essere un potenziale quarto tocco, poi però Proteste è rientrato e con l'azione che prosegue anche sul finale dell'azione nulla da eccepire, da segnalare. -1 intanto Chieri, numero 13 come la maglia di Lucy Gichelle che va adesso dai 9 metri. Sara Alberti, la copertura di Chiara De Bortoli, Kopsar che la rende rigiocabile per Erblì Rabisi, appoggia il pallonetto difeso, pallonetto anche di Anne Bausch, qui si gioca solo a pallonetti da una parte e dall'altra, stavolta invece a tutto braccio proprio l'olandese tenuto vivo da lì. Kopsar va dall'altra parte, Gaia Giovannini, la copertura di Gichelle, Ilaria Spirito che rende rigiocabile questo pallone per Anne Bausch e da un libero, un altro grande libero si va Gaia Giovannini, il mani out coperto da lei stessa, poi Bisi che buca il muro, trova spazio nel campo, gli applausi per lo scambio sin qui della partita, combattuto, a volte un po' troppo pimponato da una e dall'altra parte. Uno scambio di nervi, un rally lunghissimo questo, dove nessuna delle due squadre ha voluto mollare, difese eccezionali da una parte e dall'altra, non hanno mai mollato. Grande soprattutto Simone Lee che si è fatta vedere con una difesa eccezionale che ha sfiorato il tetto comunque alto del Palafinere. Adesso addirittura Sonia Candi, capitano, chiama la lettura della formazione anche per prendere un attimo di fiato, perché effettivamente è stato un rally molto lungo e probante per entrambe le formazioni.
E dal servizio di Gaia Giovannini si riprende su questo +2 della Mega Box Ondulati del Savio Valle Foglia. In precedenza aveva fatto male dai 9 metri a Nebausch, prova a mettersi in proprio Van Halen, palla che rimane praticamente tra gli avambracci di Elvira Dizzi, un punticino e poi c'è il rientro di Avery Skinner. Ovviamente adesso in prima linea deve tornare a essere un martello a disposizione della regista olandese, quando invece il turno al servizio è del numero 12, l'altra olandese, Anne Bausch. Spiove davanti a Chiara De Bortoli, Kobzar che deve correre per servire lì e poi trova lo spazio rosa ancora valido al fondo del Taraflex avversario. Simon Lee questa sera si è fatta vedere poco, ma quando si fa vedere è decisiva, sa esserlo, è sicuramente una grande esperienza, può far male, grande esperienza anche internazionale. Ricordiamo che era arrivata in Italia con Conegliano, poi ha girato un po' per il mondo tra Turchia, Germania, Giappone, per poi tornare la scorsa stagione con Casalmaggiore proprio in Italia. Van Halen da seconda linea come un TGV, quello che ha ripreso il regolare servizio per andare a Parigi, invece in questo caso è Lucy Gichel con la pipe. Ottimo ingresso da parte di Lucy Gichel, la seconda linea è stata bravissima. Avevo visto in precedenza appunto Gichel parlottare con Van Halen, probabilmente stavano programmando questa giocata appena per il momento disponibile, e il momento disponibile è arrivato e Gichel si è fatta trovare pronta con questo bellissimo attacco dalla seconda linea. Sara Alberti per il servizio di Chieri, out, lo segue con lo sguardo Chiara De Bortoli, secondo errore al servizio arriva per Chieri. Sicuramente molto meno fallosa di altre serate Chieri, 3 errori nel primo set, 2 in questo, un po' più fallosa Valle Foglia che però si è attestata sui 4 errori come anche nel primo parziale. Kobzar, e sono 5, giusto per smentirti immediatamente la tua attentissima statistiche. Il quinto errore al servizio, c'è anche un ace per parte tra l'altro, e il -1 di Chieri che non riesce ancora, quando abbiamo passato la metà di questo secondo set, ricordiamo Chieri 25-15 nel primo, non riesce ancora però a chiappare, a agguantare la formazione avversaria, che adesso con un primo tempo più fortunoso che molto ben giocato questa volta di Camilla Weitz, si riporta immediatamente a +2. Fanno male malissimo questi punti presi, perché quando il centrale sbaglia così il primo tempo e non riesci a leggerlo con la difesa, sai, questi palloni sbucciati così diventano ancora più complicati da prendere, perché magari prendono anche un giro strano o tu ti aspetti una palla forte, quindi sei in posizione e poi ti arriva questa carciofata nel campo. Lì per proseguire gli errori dai 9 metri, questo è il numero 6, e allora si mette mano alla panchina, l'abbiamo vista anche nel corso del primo set, entra con il numero 4 Lice Feduzzi proprio su Simon Lee Wonk per provare come libero, in questo caso sarebbe il secondo, a rinforzare lo stesso giochino di Elena Orlando, insomma, che fa anche coach pistola. Infatti Avery Skinner da subito a cercarla, ma la ricezione non è delle ottimali. E Bilabissi Murata ha la chance Kobzar di ricostruire, lo fa ancora una volta con l'albanese, questa volta però legge attentamente un po' l'arretratezza di Ilaria Spirito e il pallonetto è quello vincente. E giustamente quando non riesci a passare di forza ci provi anche un po' di astuzia con questo pallonetto. Messa male la difesa di Chieri dietro il muro. E attenzione, perché dai 9 metri si ripresenta Camilla Weitzer per Valle Foglia, ovviamente. Skinner sul problema di ricezione, dietro per Lucy Gichel, subito la diagonale chiusa molto stretta. Brava Gichel, lei ha questi colpi, lei ha questo attacco con il braccio a volte non completamente disteso, mentre entra Gaia Guiducci al posto di Anna Gray per il servizio, lo stesso cambio che abbiamo visto nel primo set, uguale identico. Siamo sempre lì, 18-19, un punto di distanza fra le due formazioni. Vediamo chi ne avrà di più in questo finale di secondo set. Giovannini, e poi il primo tempo, l'intesa Kobzar-Kandi funziona molto bene, e subito il +2 ed è subito una Anna Gray che riprende
pieno titolo in campo. E a proposito di cambi già visti, anche questo tra Carletti che entra al posto di Gaia Giovannini l'avevamo già visto in precedenza, e non era stata male l'inserimento proprio della ex di questa stagione sul finale dello scorso set, quando Valle Foglia adesso arriva a quota 20 e quindi a meno 5 dal traguardo del secondo set, con la possibilità di forzare dai 9 metri di Birabissi la ricezione di Spirito già dall'altra parte, l'appoggino di Chiara De Bortoli e il primo tempo ancora una volta Capitan Candy on fire. Capitan Candy mette giù un primo tempo eccezionale. Time out Chieri chiesto da coach Giulio Cesare Bregoli, perché dal 18-19 si è passati al 21-18, un break importante per Valle Foglia, che vuole mettere l'accelerata decisiva per portarsi a casa il secondo set e impattare lungo la sfida sull'1-1, mentre non è coach Giulio Cesare Bregoli che catechizza le sue giocatrici. Coach Giulio Cesare Bregoli si concentra, come molte altre volte l'abbiamo visto fare nel corso della stagione, sulla sua palleggiatrice Sara Van Halen. Sappiamo che la regia è importantissima, perché chi sta lì sotto la rete a smistare palloni può correggere anche eventuali errori della ricezione, e ovviamente deve essere messo nelle migliori condizioni per poter servire le attaccanti. Sul 21-18 o meglio sul 18-21, a seconda di quale metà della rete, per quale metà della rete voi state tifando, si rientra. Insomma, il vantaggio di Valle Foglia, può forzare dai 9 metri, corre Birabisi, la ricezione di Skinner per Van Halen, e poi per l'attacco di Anne Bausch la copertura di Feduzzi si può ricostruire proprio con Carletti appena rientrata, ed è subito il money out vincente. Ritorna a più 4, era da quel 7-3 che Valle Foglia non era avanti di 4 lunghezze, e lo ritrova proprio in questa fase finale e decisiva del secondo set, anche per quanto riguarda gli equilibri di questa finale playoff challenge. Deve cambiare adesso Chieri se non vuole vedere scappare via questo set sul servizio di Bisi. Tesissimo Skinner, e poi è Spirito che si carica lei di servire Anne Bausch, e ha provato la parallela, ma una parallela out che passa tra il muro e l'asticella. 23-18. Ci ha provato Anne Bausch, lei ce li ha questi colpi, questa parallela anche un po' spinta, però è stata un po' troppo abbondante, ha chiesto troppo al suo destro e ha chiuso troppo il colpo col polso. Ancora l'albanese sempre su Skinner, ancora una volta ricostruisce Spirito, Bausch, e qui passa il muro e poi Bissi sporca decisamente la difesa e manda in tilt le potenzialità della giocatrice che stava dietro di lei. Intanto si richiude il cambio, rientra Gaia Giovannini, e l'altro cambio che avevamo già visto è il cambio di opposto per quanto riguarda Chieri. Rientra Marta Edbucchi Antuli su Lucy Gichel per sfruttare tanto i suoi 202 cm che male non fanno, anche se in seconda linea in questo momento, ma soprattutto il turno a servizio, che sul finale del primo set si era dimostrato importante e utile, perché adesso ci sono a recuperare un po' di punti. Riceve Giovannini, poi Kobzar decide di opzionare l'albanese Bisi, palla dall'altra parte che in qualche modo Chieri aveva salvato. Giovannini ci pensa lei ancora una volta, è venuta un po' fuori come un diesel Gaia Giovannini rispetto al primo set. No, è stata protagonista comunque in questo secondo parziale. Nel primo l'abbiamo vista poco utilizzata in attacco, e invece in questo secondo set è salita di livello, sta facendo vedere non solo grandi cose in fase difesa-ricezione, ma anche in attacco, con 6 punti messi a referto. Rientra lì per Valle Foglia, rientra Gichel per Chieri, ma intanto Gaia Giovannini ha fra le mani il primo di 5 palle e 7 a disposizione per la sua formazione. Riceve Skin da seconda linea, Lucy Gichel, 2 su 2, le pipe funzionano per quanto riguarda la francese, arma in più a disposizione della regista olandese. Poi Alberti aveva già preso il pallone, ma la rotazione non è quella, e allora tocca ad Anne Bausch andare a servire, quando però ci sono ancora 4 palle 7 a disposizione delle avversarie. Riceve Giovannini, in qualche modo si salva, poi però l'attacco di Lee è out, con questo sguardo da emoticon che Lee Wong si conquista, credo lo sguardo e l'espressione della partita in questo momento. E allora coach Pistola, 21-24, con la seconda palla 7 andata, esaurisce anche lui i suoi time out discrezionali per questo secondo set. Bisogna chiamare in causa qua pallavolisti brutti che
potrebbero utilizzare la faccia di Simone Lee come base meme per i prossimi giorni, in attesa di nuovi spunti da parte anche delle prossime sfide dei playoff scudetto. Time out abbastanza rapidi da una parte e dall'altra, con i due coach che probabilmente hanno solo dato un po' di carica, cercato di spronare le due formazioni, le rispettive formazioni in questo finale di set che si gioca tutto sui nervi e sui servizi di Anne Bausch. Riceve ora l'ok da parte del signor Caretti per andare a servire, ancora 3 palle set, riceve Chiara De Bortoli, poi primo tempo di Candi, tenuto vivo il pallone, già dall'altra parte decide però di sapienza, brava Sonia Candi, di giocarlo. Birabisi, diagonale coperta proprio dalla sua opposta di ruolo, copre invece Chiara De Bortoli, attacco di Avery Skinner, poi Birabisi, Anne Bausch, si gioca ancora e qua si chiude così il set, con un attimo di disattenzione da parte di Van Halen che si trova la palla fra sé e la rete, non deve fare nulla il muro di Vallefoglia. 25-20 il secondo set è della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. Questa finale di Playoff Challenge è tutta in parità adesso, 1-1. Si accende la sfida e sale l'incitamento dei tifosi ospiti, che ovviamente vedono la loro formazione trionfare in questo secondo parziale. È un po' calato l'incitamento del Palafenera in questo secondo parziale, in cui le bianco-blu non hanno fatto benissimo, potremmo dire bene ma non benissimo, meglio, molto meglio sicuramente Vallefoglia. Tutte quante sono salite di ritmo, tutte quante hanno dato il loro contributo. Attendiamo di vedere i tabellini, però secondo me la mattatrice è stata Gaia Giovannini. Una menzione speciale anche per Sonia Candi, che nel primo set non è stata praticamente pervenuta, 0 punti a referto per lei, ben mi sembra 3 in questo secondo parziale, di cui un ace. Li hai citati poco fa, in attesa appunto dei numeri. Allora la situazione per quanto riguarda invece l'altro playoff, quello importante, quello scudetto, quello che mette in palio l'80° titolo italiano, perché una semifinale è molto combattuta. Conigliano si era imposta 3-0 in gara 1, ma Novara ha risposto non a tono, di più, con un perentorio 3-0 in gara 2, portando tutto in parità e pensando dunque che almeno a gara 4 bisogna andare. Ricordiamo che semifinali e finali si giocano al meglio delle 3 su 5. L'altra parte del tabellone, Milano 3-0 vince la gara 1 e 3-2 si impone nella gara 2, dunque domani avrà già il primo, diciamo, match point, la prima possibilità di chiudere e arrivare con un attimo più di anticipo, che potrebbe anche essere utile in questa fase per risparmiare qualche energia mentale e fisica. Potrebbe essere la prima finalista. L'anno scorso era stata proprio Scandicci andare in finale a affrontare Conegliano, quindi Milano credo che sia agguerritissima e all'arembaggio per andare a sfidare chi dall'altra parte avrà la meglio. Intanto ti confermo che in questo secondo parziale Giovannini è stata la migliore in campo per la sua formazione con 6 punti, segue però a ruota Elvira Bissi con 5 punti messi a referto in questo secondo parziale, per un totale di 11 punti complessivi per lei, 45% in attacco, quindi gran partita, l'ennesima gran partita da parte dell'opposta albanese. Dalle parti di Chieri si è distinta Lucille Gichel con 5 punti messi a referto. Buono l'apporto anche di Anne Bausch, 3 punti per lei. Non è però bastato questo ottimo score da parte di Chieri per portarsi a casa il secondo parziale. Allora si ricomincia tutto da capo, confermati i sestetti in campo, non ci sono cambi. E allora godiamoci il terzo set di questa finale per i playoff di Challenge. 25-15 Chieri nel primo, 25-20 Vallefoglia nel secondo. Lo ricordiamo, si gioca su una partita secca. Chi vince questa sfida rappresenterà l'Italia nella terza competizione per importanza europea, al netto, e qui lo dobbiamo dire ovviamente, della possibilità di rientrarci attraverso il meccanismo della Webza Cup, che nelle ultime 3 stagioni, perché di fatto è stata a inaugurare, è stato proprio Chieri 3 stagioni fa che si era aggiudicata un posto nella Challenge Cup e l'anno scorso l'aveva fatto, 2 anni fa l'aveva fatto poi Casalmaggiore, l'anno scorso l'aveva fatto Roma, che poi guarda caso da outsider è arrivata addirittura a vincerlo. Intanto si parte subito con il primo attacco di Anne Bausch, una parallela subito vincente per l'olandese.
Pronti via, subito Chieri sugli scudi con la sua olandese numero 12, Anne Bausch. Classico attacco in parallela per lei, anche spizzicato dalla difesa. Anna Gray per il servizio di Chieri, va a cercare Giovannini, poi Kobzar, il primo tempo di Camilla Weitzel. Subito 1-1, pronti via. Speriamo di vedere un avvio come quello del primo set, punto a punto, ben giocato, soprattutto molto teso e emozionante questo terzo parziale. Lì invece pronta per il servizio delle ospiti, cercare sempre la connazionale in ricezione, e poi qui Lucy Gichel fa partire l'attacco. Era convinta di Gaia Giovannini, si confronta anche sotto rete con Sara Alberti e poi arriva la conferma, fermato coach Bregoli dall'andare a evidentemente sprecare un video check. L'attacco della francese è proprio out. 2-1 allora per Vallefoglia, che mantiene il diritto di servizio proprio con Lee Wonk teso su Anne Bausch. Van Halen che prontezza nel range giocabile, una free ball che poi Skinner deve appoggiare dall'altra parte. Kobzar ricostruisce ancora una volta quel primo tempo di Camilla Weitzel. Van Halen per Gichel, palla dall'altra parte, ancora una chance per la russa, la copertura di Chiara De Bortoli, poi lì per Giovannini si ritrova il muro addosso, si fa autocopertura e un gioco perverso sotto rete di Vallefoglia. Da quest'altra parte della rete invece attacca Anne Bausch e va a trovare anche con un po' di fortuna, dopo che la palla è schizzata via sul naso superiore della rete, l'attacco vincente, quello che vale appena il 2-2 in questo avvio di terzo set. Siamo solo all'inizio di questo terzo parziale e stiamo già sudando noi in telecronaca, forse addirittura di più delle ragazze in campo, perché veramente le emozioni sono tante. Spizzica il nastro e si gioca. Bisi appoggia, decide l'ultimo a giocare il pallonetto, però sempre a copertura di Lare Spirito. Arriva di gran carriera la Pipe, in questo caso da seconda linea la texana Avery Skinner, medaglia d'argento a Parigi 2024. E Chieri era da un bel po' che non era in vantaggio da quel primo set, alla fin fine adesso ha un piccolo risicatissimo micro vantaggio, perché in questa sfida direi che un punto non vuol dire assolutamente niente, quando poi Gichel commette il suo millantesimo errore dai 9 metri, il primo di questo terzo parziale, ed è tutto in parità 3-3. Però è il primo anche della sua serata, era stata abbastanza brava dai 9 metri, anche perché è sempre sostituita quasi sempre sostituita da Antuli, quindi diventa difficile sbagliare in questi casi. Weitzel con l'eccezione di Skinner, seconda linea, Gichel tenuto vivo da lì ed è giocabile con Candy che la gira di prima intenzione dall'altra parte e ottiene il punto. E questa è l'esperienza di Capitan Sonia Candy nel 1-1 e nel confronto diretto sotto rete. Poi questa volta è Bisi a sbagliare la rotazione, pensava di essere lei, invece no, perché deve proseguire dai 9 metri Camilla Weitzel per una Vallefoglia che adesso è in vantaggio di nuovo di 1. Riceve Skinner, deve correre e spostarsi Vanale per servire la connazionale, la copertura di Weitzel stessa, Dobzer, e poi Gaia Giovannini, che pallone imbucato tra le mani di Vanale nella rete, incredibile. +2 Vallefoglia. Colpisce forte Gaia Giovannini e trova il money out, mano esterna di Van Halen, che stavolta forse poteva avvicinarsi un pochino di più alla stina. È stata anche un po' sfortunata in questo caso. Ancora Weitzel, sempre lì davanti a Avery Skinner. Lucy Gichel, anche lei un po' fortunata nel trovare in realtà il nastro superiore che devia la traiettoria e non arriva alla difesa. Serviva uscire di nuovo dalla rotazione di Camilla Weitzel a servizio. Intanto Anne Bausch sul menu 1 di Chieri riceve indicazioni da coach Bregoli a cercare Lee Wonk. Kobzar, Giovannini, una mano un po' timida di Lucy Gichel che non tiene vivo questo pallone. C'è sempre qualche problema da parte del muro di Chieri andarsi a unire, e con il movimento laterale di Sara Alberti che non è efficace, a volte anche quello di Anna Gray è un po' lento, a volte forse è meglio fare un passo di rincorsa e poi saltare che non lo scivolamento laterale. Bisi, il naso della rete, ma c'è pronta ricezione a Avery Skinner, prova a cambiare, dare un po' di effetto all'attacco di Gichel, tenuto vivo il pallone
Giovannini, e poi l'aveva letta la possibilità di quel pallonetto, il tuffo di Schichel arriva però con la rullata a una frazione di secondo un po' in ritardo. 7-4-3 adesso le lunghezze per le avversarie in questo terzo parziale di gioco. E Bizzi che può continuare. Direi che dopo Camilla Valzer avere il Bizzi, insomma, sono due rotazioni importanti per sfruttare i 9 metri di coach Pistola. Riceve Ilaria Spirito, l'attacco di Avery Skinner non forzato al centro, arriva però la copertura di Gaia Giovannini dietro per Bizzi, tocca le mani del muro, era impossibile a quel punto con la traiettoria così deviata arrivarci. Scatenata Valle Foglia in questo avvio di terzo set, sta mettendo a ferro e fuoco la difesa di Chieri che sta facendo una fatica tremenda a leggere gli attacchi delle avversarie. Infatti coach Bregoli chiama time out per le bianco-blu, quasi festeggia Valle Foglia con Weitzel che ha tirato su un urlaccio un po' anche liberatorio per andare a caricare ulteriormente l'ambiente. Più 4 Valle Foglia. Adesso coach Bregoli predica calma alle sue ragazze, sicuramente per cercare anche di spronarle, perché comunque il set è all'inizio, si può ancora fare tutto. Ci sono i margini assolutamente per una squadra, una formazione come Chieri per recuperare. Ovviamente Valle Foglia non si sta risparmiando neanche di un centesimo nelle proprie energie, nelle proprie capacità tecnico-tattiche in campo, dimostrate anche in importanti partite. Penso le due volte in cui è andato al tie break, perso sì, ma va bene, con Novara e Milano, sia andata che il ritorno, quello è stato sicuramente il sintomo di una formazione molto ben pronta, soprattutto perché arrivava sul finale del girone di andata, quindi una formazione che si era ben amalgamata e preparata. Ancora Bizzi, ancora per forzare dai 9 metri, riceve Ilaria Spirito, il primo tempo di Sara Alberti, tenuto vivo il pallone prima da Bizzi, poi da Gaia Giovannini, ma con le difese pancake non si riesce a dare forza per tirare sul pallone e alla fine al terzo tocco si spegne. Hai detto bene Gabri, qua quando si fa il pancake deve esserci già una certa forza nel pallone stesso, perché altrimenti è impossibile tirarlo su da terra, e quindi sono delle difese disperate, si fanno solo proprio in casi eccezionali, dove è l'ultima soluzione che uno ha a disposizione. Sara Alberti sul turno a servizio per Chieri, riceve lì poi Kobzar per il primo tempo di Capitan Candy, che non si smentisce, va a sfruttare la parte finale dei 9 metri in lunghezza a disposizione, ma è sempre efficace per mantenere la propria formazione sul più 4. Ottimo primo tempo per la 31enne capitano di Valle Foglia, alla sua prima stagione tra l'altro in maglia bianco-verde. Giovannini molto teso, Bausch già dall'altra parte, è appostata, non può che esserci sempre lei, Sonia Candy, quando la ricezione arriva anche dalle avversarie. Era un'occasione ghiottissima che non spreca per arrivare intanto in doppia cifra, ma soprattutto per doppiare le avversarie sul 10-5. Però Giovannini, Skinner, non ottimale la ricezione, Spirito va a servire proprio la texana, la sporcatura del muro, ma c'è la copertura di Giovannini, poi si carica lì di servire Bizzi a piedi a terra, praticamente staccatissima, può solo piazzare il pallone, ci pensa invece Skinner, anche se è murata, ricostruzione di Chieri non ottimale, poi arriva Schichel che trova la rete e trova la parallela che finisce out. Chieri è in un momento da psicodramma, o potremmo anche dire da tragedia greca. Intanto entra Omar Rui al posto di Anne Bausch, perché non sta riuscendo più nulla alla formazione di casa rispetto al primo set, hanno giocato benissimo, invece dalle parti di Valle Foglia tutto bene, anche le difese, anche quelle più difficili riescono, non cade più nulla e di conseguenza il gioco riesce meglio. Giovannini non poteva che cercare la neoentrata, Omorui, l'attacco di Skinner coperto proprio da Giovannini, poi lì che appoggia il pallonetto, c'era arrivata anche in questo caso Schichel, forse un po' arrotolata, e allora non riesce la difesa
e in un attimo Vallefoglia scava il solco, un fossato addirittura, si porta sul +7, bisogna mettere mano ancora una volta alla panchina, dentro Antuli su Gichel, il cambio dunque di opposto per quanto riguarda coach Bregoli, questa volta non per sfruttare le doti della greca, a proposito di tragedia, dai 9 metri, ma proprio per le doti in attacco che servono adesso probabilmente per mettere anche un po' di fastidio nelle idee di costruzione di gioco di Vallefoglia stessa. Riceve ancora una volta Omorui, poi Vanale va subito a sfruttare la greca che però è murata e direi che anche in questo caso va a referto ancora una volta, questa volta sul fondamentale del muro, Sonia Candi. Lei che è la migliore della stagione, della regular season in questo fondamentale, mentre c'è un problema per Capitan Spirito, che forse nel rimpallo ha ricevuto il pallone sul volto, no, sulla mano. Sulla mano, sì, si tiene il mignolo della mano sinistra, in realtà non saprei ricostruire anche senza il replay a disposizione che cosa è successo esattamente. Si rialza dopo un attimo di terrore, era corso subito il medico e la panchina, lo staff di Chieri per andare a sincerarsi. Sì, credo che sia stata un'insaccata o una botta, anche se ancora dolorante e non credo che sia perfetta. Continua a scrollare la mano, ha rifiutato anche il ghiaccio, niente, strenua così come Capitan Spirito ha dimostrato in tante occasioni. Intanto però il tabellone continua a dirci il grafica 13-5, avanti Vallefoglia ancora col turno a servizio importantissimo di Gaia Giovannini, poi Skinner che prova la manovra del palleggio spinto, c'è De Bortoli però appostata, lì copre Omorui, bagherone per Spirito per andare a servire ancora una volta la texana, questa volta riesce in una grande trasformazione perché le ricordiamo sempre attaccare una palla che arriva da dietro alzata in bagher, tutto è tranne che facile. Sì, assolutamente, lei questi colpi ce li ha fatti vedere più volte nel corso della stagione e quando le riescono sono davvero delle giocate spettacolari. Gaia Guiducci che era entrata per cambiare proprio tutta la diagonale su direttiva di coach Bregoli, poi qui viene presa anche a sassate Ilaria Spirito, non paghi del dito di prima le avversarie e Brila Blizzi si porta a casa questo ennesimo attacco vincente con una palla che purtroppo non riusciamo a vedere perché non abbiamo questo dato della velocità, ma viaggiava, credeteci, bella secca. 14-6, Sonia Candi, Skinner appoggia dall'altra parte Camilla Valza e poi pasticcia un attimo e però qui ci sta ovviamente l'alzata fischiata al tentativo di Kobzar e Camilla Valza di tenere vivo questo pallone perché era complicatissimo. È un parziale però impietoso per Chieri perché eravamo sul 4-8 e siamo adesso sul 7-14, quindi 6-3 in favore di Vallefoglia. Skinner dai 9 metri riceve De Bortoli, Kobzar ancora una volta per la Teutonica che martella primi tempi facendo dei buchi nel taraflex avversario ma soprattutto permettendo alla propria formazione di proseguire e poi questo invece è come da copione, entra Elena Rolando su Avery Skinner sempre per rinforzare la seconda linea. L'inerzia del match è tutta per la squadra ospite che adesso vola sulle ali dell'entusiasmo, trascinata anche dai pochi ma buoni arrivati dalle Marche. Kobzar serve su Omorui, poi Guiducci con il bagger per Marta Antuli, qui deve solo distruggere le mani di Camilla Weizer nel mani out che poi fa impattare in casa anche sull'asticella laterale, allora conquista il punto la greca. Basta darle una palla sufficientemente alta perché lei è vero che ha delle lunghe leve ma non è rapidissima nei movimenti, però con una palla bella alta così può scatenare tutta la sua potenza. Servizio di Gay su Gaia Giovannini, la palla è già dall'altra parte ma arriva e si inserisce Chiara De Bortoli che ha letto le potenzialità di Sara Alberti, ancora dall'altra parte Brila Bissi, la copertura di Gaia Guiducci, mette ordine Gray, palleggiando dietro per Loveso Morui, si difende lì, la palla è di nuovo nella metacampo di Chieri che costruisce questa volta con Loveso Morui, il doppio tocco del muro è tutto valido, lì appoggia il pallonetto, Gaia Guiducci, bagger dall'altra parte per l'Olio Morui, Chiara De Bortoli che di miracoli ne ha fatti tanto questa sera, non arriva su questo ennesimo attacco. Quando avevamo detto nel set precedente lo scambio della partita ci eravamo sbagliati. Questo è anche interessante,
sicuramente non lunghissimo come il precedente che abbiamo visto, il rally è enorme davvero, però bello, un bello scambio, conteso, intenso, grande Gaia Guiducci, ingresso dalla panchina, giocato molto bene. Anna Gray riceve lì, poi Kobzar di nuovo il chiodino piantato da Camilla Weitzel, era riuscita a ricucire 2 lunghezze e Chieri adesso si ritrova di nuovo a -7. Weitzel sta facendo un po' quello che vuole dal centro, ben servita dalla collega Kobzar, poi con i suoi centimetri le sue lunghe leve, va anche molto in alto, difficilissimo per il muro intercettare questi palloni. Lì per il servizio della Megabox, profondo, mette in difficoltà, Spirito in qualche modo rimedia, ma ovviamente è un baggerone free ball che rovescia Gaia Guiducci, può ricostruire la russa con lì da seconda linea. Lo confermo, l'abbiamo vista poco in azione, Simon Lee, intanto time out coach Bregoli per Chieri, l'abbiamo vista poco in azione in questo match, ma quando si accende davvero diventa quasi imprendibile. La numero 22 nel precedente parziale aveva messo a segno solo un punto per complessivi 3 alla fine del secondo set, adesso ne ha messo giù un altro, però sono sempre costantemente decisivi e anche molto spettacolari, come questa pipe da seconda linea. Valle Foglia in questa fase è sufficiente, adesso ormai oltrepassata per loro quantomeno la metà di questo terzo set, ricordiamo tutto in parità, primo set di Chieri, secondo di Valle Foglia, adesso appunto per la formazione per le Tigri è facile provare a mantenere questo +8 che le potrebbe permettere di arrivare con tranquillità, non mi sentirei di dirlo, ma con un po' più di facilità dalle parti della finale di set. Dai 9 metri c'è Lee Wonk su Omorui, poi Guiducci per il primo tempo di Sara Alberti con una mano Kobzar che però rimpalla e fa rimbalzare il pallone dalle parti degli scout a fondo campo, doppia cifra, ci arriva anche il Chieri, 10-17. Comunque un parziale pesante per le ragazze di coach Bregoli, mentre l'ennesimo cambio, il solito, Feduzzi dentro, fuori Simone Lee, per rinforzare ovviamente la seconda linea, la ricezione di Valle Foglia, un +7 molto importante per Valle Foglia che adesso deve tenere il pallino del gioco, non deve lasciare spazio a Chieri per rientrare. Dalle parti di Chieri invece Guiducci deve fidarsi delle sue centrali, deve variare un po' il gioco, troppo poco sollecitate Gray e Alberti. Attacco di Giovannini dopo che aveva anche ricevuto il servizio di Antuli, bagherone dall'altra parte, una free ball che regala Spirito, Kobzar va a cercare ancora Gaia Giovannini che chiude un po' troppo la diagonale ed è una diagonale out. 11-17, ritrova un -6, piccolo break con cui Chieri prova a ricucire questo enorme divario che le ragazze di coach Pistola hanno saputo pazientemente costruire. Ancora Anturi al servizio, va a cercare sempre Giovannini, il primo tempo non si smentisce, credo, io non lo so se ha il 100% di primi tempi Camilla Weitzel, qualcosa di addirittura imbarazzante per la tedesca classe 2000 di Amburgo nella nazionale tedesca dal 2017. Gaia Guiducci per Antuli, coperto però dal muro, la ricostruzione, Guiducci col primo tempo di Sara Alberti, questa volta palla che rimbalza e rimpatta di nuovo nella parte finale del campo, non riesce a difendere, 12-18 questo è il punteggio, intanto Rolando e Skinner si riscambiano e la texana ritrova spazio all'interno degli 81 metri quadri di Chieri. Mi hai stuzzicato, sono andato a vedere le statistiche e Weitzel ha chiuso il secondo set col 75% in attacco, quindi comunque una percentuale decisamente alta. Solo 75%, non vedete le mani a virgolette sul solo. Tanto il servizio di Loveto Murui per la Reale Muto Ferniarchieri, 76 riceve Feduzzi, l'attacco è Giovannini coperto però dalla Lodigiana, poi Guiducci va a servire Skinner che deve solo aspettare che la palla rimbalzi
sotto il seggiolone del primo arbitro e il money out vincente. E adesso è un -5, 3 lunghezze colmate e ovviamente non ne aveva ancora utilizzato uno. È giusto che anche coach Pistola cominci a mettere mano ai time out discrezionali sul +5 della sua formazione. Ne ha ben donde, perché comunque il vantaggio è sì importante, ma si è ridotto con Chieri che ha rosicchiato 2 punticini. Dal +7 si è passati al +5 con un parziale di 2-1 in favore delle ragazze di coach Bregoli, mentre abbiamo visto coach Pistola catechizzare le sue giocatrici e anche un po' andarle a rincuorare, perché comunque in questi casi bisogna sempre ricordarsi che si è in vantaggio. A volte uno se lo dimentica e magari si addormenta un attimino, si rilassa un po' troppo. Si è in vantaggio, ma bisogna comunque continuare a giocare e non mollare il colpo. Chieri deve rimanere in partita e adesso vediamo il turno a servizio di Lolly Omorui. Con indicazione di coach Bregoli, profondo su Feduzzi, poi Kobzar, opzione ovviamente il Brilabisi, la palla che si impenna e non si può arrivare a quel punto con la traiettoria deviata. Serviva a Vallefoglia spezzare dunque questo momento positivo di Chieri. E se non è lei e Weitzel, se non è Weitzel e Giovannini, le bocche da fuoco di Vallefoglia sono sempre attive e pericolosissime. E si fa pericolosa dai 9 metri, proprio il Birabisi sfiora la rete, arriva in ricezione Ilaria Spirito e poi ci siamo sospesi un attimo, infatti arriva subito la richiesta di video check, perché l'idea di Sara Alberti, che ha toccato per ultima il pallone, è che nella traiettoria di una palla che è finita effettivamente out, ma ci fosse l'avambraccio di una delle giocatrici a muro, non saprei più dire chi, da parte di Vallefoglia. Erano molto molto dirette e decise, soprattutto convinte le ragazze di coach Bregoli, e allora per questo terzo set finalmente si va a mettere mano all'occhio elettronico a bordo campo per stabilire, e allora arriva la conferma, la palla ha sfiorato sia il net superiore ma anche l'avambraccio, e allora si mantiene il video check coach Bregoli, ma soprattutto rimane sul -4 la sua formazione. Poi Candi che va a chiedere qualche indicazione al primo arbitro, ma credo solo una conferma, non ci fosse nulla da eccepire. Penso che sia stata lei a toccare, proprio sfiorare il pallone, e il nastro secondo me ha dato l'impressione che non ci fosse il tocco a muro, perché si è deformato molto. Sara Alberti per il servizio, spiove davanti a Chiara De Bortoli, poi pallonetto coperto da Sara Alberti di Sonia Candi che ci aveva riprovato a tutto braccio Marta Antuli, la palla è out ma c'è il tocco, si autoaccusa Sonia Candi con il fair play di cui parlavamo poc'anzi. Fa mea colpa Sonia Candi, perché probabilmente il coach Bregoli avrebbe chiamato di nuovo il video check su questa giocata. Antuli ha rischiato un pochino perché ha chiuso gli occhi, ha sparato il pallone dritto per dritto, è stata fortunata a trovare il tocco del muro. E qui Avery Skinner, la ricezione è di Chiara De Bortoli che arriva dall'altra parte della rete. Questa volta è convinta la formazione di Vallefoglia che ci sia l'invasione a rete della texana, e allora vuole andare a vedere al video check, credo il tocco a rete perché è l'unico possibile. Tanto a netto di questa azione Chieri ha dimezzato il suo ritardo, il -8 è diventato un -4, quindi avevamo detto che 8 punti potevano essere importanti per Vallefoglia, ma di non stare tranquilla perché tutto può ancora cambiare nel volley, e questa ne è un po' la dimostrazione. Adesso questo video check sarà molto importante per l'una e per l'altra squadra, proprio per l'economia del set. Tocco di rete ovviamente era chiamato sull'attacco di Avery Skinner ed è confermato no, quindi perde una possibilità elettronica la panchina di Vallefoglia, 16-19, e allora addirittura adesso è -3 per la Reale Mutua Fenera Chieri 76 che prova a suonare davvero la carica. Ricordiamo aveva vinto 25-15 il primo set, poi 25-20 Vallefoglia nel secondo. Ancora Alberti su Feduzzi per la ricezione, Gaia Giovannini bravissima nel spingere il pallone sulla parallela. Gray forse voleva un po' l'accompagnata, ma direi che è un tocco più che pulito e regolare assolutamente. Sì, abbastanza cestistico questo attacco, ma l'abbiamo visto spesso in stagione, non solo da parte di Gaia Giovannini, ma sono molte le giocatrici che cercano questi pallonetti un po' spinti, la palla che rimane giusto quella frazione in più di secondo ferma nella mano.
per non incorrere nel fallo. Guiducci, Averiskin, la copertura del muro di Ilaria Spirito, il pallone rimesso dall'altra parte, in qualche modo Chieri comunque riesce a salvarsi. Biriabisi poi a tutto braccio sulla diagonale, c'è Antuli, allora si va da Averiskin che può solo sporcare questo pallone dall'altra parte e non forzare. Kobzar invece opziona lì, che era rientrata in precedenza, ricostruisce Guiducci ancora una volta dalla texana per provare a far spostare il muro, un po' a tergicristallo, un po' tennistica questa azione, ma alla fine la regista di Chieri, che ha avuto grandi momenti importanti, penso anche e soprattutto di protagonismo nella parte di CEV Challenge Cup quest'anno, permette a Chieri di conquistare di nuovo il -3 sul 17-20. Un altro bellissimo scambio con Guiducci protagonista, che fa correre la palla da una parte all'altra della rete. Grande personalità e buon ingresso in campo di Guiducci, che però adesso sbaglia il servizio. È il secondo errore al servizio, sono gli unici due di Chieri, però Chieri ha ancora tutti e due i video check e vuole andare a vedere. Io mi esprimo e dico out perché l'ho vista troppo poco deformata e troppo sulla parte viola del Taraflex per questa volta, per dire che ha ragione chi chiama il video check, anche se è un tentativo, avendoli ancora tutti a disposizione sul 17-20, che ci poteva stare, ma la grafica poi ci conferma ovviamente che è out, e allora è confermato il 17-21 con adesso Capitan Candy che forza dai 9 metri a favore della propria formazione. C'è Skinner in ricezione, Guiducci per la stessa Avery Skinner, che si trova un buco, ha fatto un cratere praticamente come quelli del Grand Canyon, non so quanto distanti da casa sua, al centro del Taraflex avversario. Diciamo che la distanza dal Grand Canyon è tanta, da Houston in Texas, però lei la accorcia con questa sassata che spiove nel campo di Vallefoglia. E poi proprio lei al servizio, Chiara De Bortoli, Kobzar a fil di rete, tiene vivo il pallone Ilaria Spirito, ma Camilla Weitzel ha di nuovo la meglio con questo primo tempo, che consegna il 22esimo punto, e questo +4 adesso forse di salvataggio, diciamo così, quando ci si avvicina davvero alla fase conclusiva di questo terzo parziale, già importante. Ricordiamo che non c'è via di scampo, bisogna vincere, e vincere bene questa partita, non c'è golden set, non c'è nulla, quindi è una partita da dentro o fuori, e Antuli la mette dentro. C'è però l'attacco di Marta Antuli, che diventa protagonista in questa seconda parte del terzo set, permette alla sua formazione comunque di rimanere lì a 3 lunghezze di ritardo e mandare adesso nella rotazione Anna Gray dai 9 metri, molto profondo. L'errore al servizio numero 3, solo errori al servizio, solo nella metà campo di Chieri. Tra l'altro è migliorata di tanto la formazione di coach Pistola, che ne aveva commessi 4 nel primo e addirittura 6 nel secondo parziale. Sì, tra l'altro è il terzo errore al servizio per Anna Gray, che questa sera non sta facendo bene in questo fondamentale, mentre c'è il solito ingresso in campo di Carletti come nei precedenti due set. Vediamo se sarà sempre lei fondamentale in questi ultimi punti per Vallefoglia. Tanto Lee Wonk per il servizio di Megabox su Avery Skinner, poi Gaia Guiducci che appoggia il pallonetto, Marta Antuli, la copertura del muro di Ilaria Spirito, si ricostruisce Kobzar con Bisi. Spirito, più che tenere vivo il pallone, aveva tenuto in qualche modo la difesa, ma poi non riesce. 24-19, suona la campanella per la fase finale, come negli ultimi giri delle staffette. 5 palle set a disposizione della Megabox ondulati del Savio Vallefoglia, per portarsi adesso sì in un vantaggio molto importante di 2-1, ancora con Lee Wonk per quanto riguarda il turno a servizio. Prende tutto il tempo necessario dopo un bel respirone la statunitense, che cerca sempre la propria compagna di nazionale. Loveso Morui a tutto braccio buca il muro, non arriva Kobzar in difesa. Una prima palla set annullata e intanto si richiude il cambio. Gaia Giovanile rientra su Federica Carletti immediatamente in campo. Brava Lolli, tutto braccio, chiude gli occhi e passa in mezzo al muro, lo buca malamente. Ma Vallefoglia ancora tutti i favori di questo mondo in questo terzo parziale, +4. Antuli
Lì in ricezione Kobzar per Camilla Weitzel, tiene vivo il pallone Spirito, poi Skinner ci prova comunque a attaccare Love Tomorui un po' al fondo dove ci ha appostata lì Wonk, Briabisi a tutto braccio, la copertura muro difesa di Spirito, ancora una volta Lolli Omorui copre Kobzar e allora Chiara De Bortoli a dover ricostruire l'azione con Bisi che mette a terra il pallone, mette a terra Avery Skinner, mette a terra il 25-20 e porta così la mega box ondulati del Savio avanti 2-1 ad un set di distanza dall'Europa. Che bella partita che stiamo vivendo con le due squadre che stanno veramente dando tutto, stanno facendo vedere una grande pallavolo in campo, c'è veramente una temperatura altissima qua al Palafenera di Chieri, non solo perché si sono alzate le temperature proprio esterne, siamo arrivati oggi a superare i 20 gradi qua nella provincia di Torino, ma proprio perché la tensione rende tutto quanto molto più difficile, molto più complicato per le due formazioni in campo. È una Valle Foglia che ci ha creduto fin dall'inizio di questo terzo set, ha preso un po' di margine e poi l'ha tenuto. C'è stato un momento dove Chieri ha dato quasi l'impressione di poter tornare in partita, però Valle Foglia ha tenuto botta e è riuscita a portarsi a casa questo importantissimo 2-1. Adesso Chieri deve tornare in campo, resettare e andarsi a conquistare il tie break e farci vivere ancora delle grandissime emozioni. Noi lo speriamo ovviamente per lo spettacolo, perché stiamo vivendo davvero delle grandissime partite di pallavolo in questa stagione. Hai citato prima Novara che va a vincere 3-0 con Conegliano, interrompendo una striscia di praticamente 2 anni quasi, vittorie consecutive per la formazione veneta. Abbiamo visto anche una Chieri vincente qua al Palafenera 3-0 contro Novara in un derby accesissimo, una Chieri che è riuscita a portare Novara al tiebreak dei quarti di playoff scudetto, quindi grandi emozioni nella Golden Age del volley femminile, una pallavolo che si conferma essere al top non solo in Europa ma anche a livello mondiale. E dopo le emozioni proprio della Golden Age che finirà con fine aprile, dopo quelle della Final Four di Champions, ci sarà tutta un'estate in azzurro da vivere di nuovo insieme. L'Italia, lo ricordiamo, campionessa olimpica in carica, detentrice del titolo VNL 2024, inizierà proprio a difendere il titolo nella prima settimana di giugno, la prima settimana della VNL a Rio, poi dal 18 al 21 giugno ci si sposta a Hong Kong per la seconda settimana e dal 9 al 13 luglio ad Alperdom in Olanda per la terza settimana, da cui usciranno le protagoniste che andranno a giocarti quarti, semifinali e finali della VNL. Ma senza soluzione di continuità, dal 22 agosto al 7 novembre si vola in Thailandia per i mondiali 2025. L'Italia è inserita nel gruppo B insieme a Slovacchia, Cuba e Belgio. Giocherà le partite il 22 agosto alle ore 15, il 24 agosto alle ore 12, il 26 agosto alle ore 12, quindi immagino che stiate già prendendo i cellulari per segnarvi immediatamente questi 3 appuntamenti che sono già noti. Al termine le prime 2 di ogni gruppo andranno a comporre la griglia degli ottavi di finale e qui speriamo di nuovo che in entrambe le occasioni la nostra nazionale, e stasera vede anche tante protagoniste, addirittura 3 medaglie olimpiche e una vicecampionessa olimpica a affrontarsi, possano andare di nuovo a giocarsi qualcosa di importante dopo aver fatto la storia del qui e ora la scorsa stagione a Parigi con Julio Velasco confermato fino alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. 25-15 Chieri, poi 20-25, 20-25 dei parziali ed appannaggio di Valle Foglia quando ci si appresta a vivere un quarto e già decisivo set di questa finale playoff challenge. Servizio di Guiducci, il primo tempo di Camilla Weitzel, sa anche sbagliare la tedesca, attenzione, attenzione. Attenzione perché le percentuali di Camilla Weitzel sono diminuite nel terzo parziale, è passata da un 75% in attacco a un misero 62%, misero ovviamente tra virgolette con tutto il sarcasmo possibile di questo mondo. Kobzar per Briravisi, credo che ci siano le mani di Anna Gray soprattutto, in mani out vincente, allora 1-1, un punto per parte. Sì, ha fatto anche un po' una smorfia Anna Gray perché
sapeva che quel pallone sarebbe finito out senza il suo tocco. Weitzel, importante potrebbe essere il suo turno a servizio, ma è subito un errore a servizio, si riparte un errore a servizio che però invece, scusate, l'abbiamo dato senza guardare le braccia degli arbitri. Il primo arbitro, il signor Caretti, ha dato invece servizio ace di fatto vincente, e allora vuole vederci immediatamente chiaro coach Giulio Cesare Bregoli. Sembravano tutti convinti che la palla fosse nettamente out, comunque molto vicina sì alla riga bianca, ma fuori. Vediamo se veniamo tutti smentiti come sempre dalla tecnologia del video check, una tecnologia, ricordiamo, tutta italiana. Il signor Gabriele Venturi adesso, subito, già in avvio di questo quarto parziale, chiamato a consultare le immagini in alta definizione delle telecamere poste a bordo campo. Ci vuole un po' più di tempo del previsto, evidentemente la palla è molto vicina alla linea bianca di fondo campo. Io non mi esprimo perché in precedenza avevo solo pensato, nelle due occasioni dello scorso set che erano state viste al video check, avevo solo pensato all'esito e in entrambe le occasioni il mio pensiero è stato smentito, quindi non mi esprimo, non dico nulla su questo video check. Ancora confronto, e poi la signora Verrascina va a colloquio con coach Pistola per dare qualche indicazione prima di dare l'esito di questo video check, che dice che la palla invece è out. La sensazione è stata confermata, si brucia il video check è salvato perché l'aveva chiamato coach Bregoli. Allora la sua formazione è in vantaggio 2-1 in avvio di questo quarto set, dove è chiamata ovviamente a vincere per trascinare la sfida al tie break. Kobzar per Gaia Giovannini, la rete che devia un po' la traiettoria, la copertura di spirito, attacco di schiena alla seconda linea, poi De Borto ricostruisce ancora una volta per Giovannini, il monster block che rispedisce sul naso di Chiara De Bortoli il pallone e porta Chieri per la prima volta in avvio di un set subito in vantaggio, pronti via 3-1. E anche l'urlo liberatorio di Anna Gray, che non sta giocando la sua miglior prestazione questa sera, anche 3 errori al servizio per lei. Skinner su lì, questa volta restituisce il favore Gray e si intromette di nuovo Chiara De Bortoli, che rompe le uova nel paniere alla centrale. Spirito per Lovet Omorui e c'è il muro con il piano di rimbalzo profondo, dove una Chieri tutta spinta in prima linea non riesce ad arrivare. Stampata di Sonia Kandi in faccia a Lolly Omorui, che si vede respinto il suo attacco. Ha cercato di andare sulla forza, di metterla sul piano della violenza, e invece è stata smentita dal monster block di Sonia Kandi. Elbria Bisi per forzare dai 9 metri per Vallefoglia su Avery Skinner. Guiducci, che è rimasta tra l'altro confermata rispetto alla regia di Van Halen, su Lucy Gichel. La diagonale ha un altro monster block, quello che permette a Vallefoglia di cucire immediatamente il divario e portarsi sulla parità 3-3. Da una parte all'altra della rete Capitan Kandi non perdona, da posto 2, da posto 4 c'è sempre lei con le sue manone sulla diagonale dell'attacco di Chieri. Prima fermata Lolly Omorui, adesso fermata anche Lucy Gichel, e adesso Chieri potrebbe accusare il colpo su questi due monster block di Sonia Kandi. Devono ricominciare a giocare le giocatrici di coach Bregoli. Ancora Bisi, lascia andare Avery Skinner, credo che sia di poco, comunque out, e Daunesi diventa allora il servizio numero 2 per quanto riguarda la formazione avversaria, che è rimasta a 0 in questo frangente per quanto riguarda il set precedente. Anna Gray sul +1 di Chieri per il servizio appunto delle bianco-blu, da cercare lì con grossi problemi di ricezione, palla che finisce sulle teste della panchina proprio di Vallefoglia, e allora +2. Sicuramente Simone Lee è l'anello più debole della catena di ricezione di Vallefoglia, che però stasera sta funzionando benissimo. Pensate che in totale 82% di ricezione positiva, 58% di ricezione perfetta, numeri impressionanti questa sera per Vallefoglia. Stavolta Gray va a cercare Giovannini, poi Bisi ha messo un pugnetto a Avery Skinner, un po' timido soprattutto quando ti trovi un missile dell'albanese a dover gestire. Bisi è arrivata
cifre importanti in attacco, 55% per lei, anche davvero delle percentuali notevoli da posto 2 e da seconda linea. Giovannini riceve Spirito, in questo caso Guiducci appoggia per un primo tempo Sara Alberti, che poi aveva qualche indicazione da dare sul muro, credeva che ci fosse stato il muro già, cioè l'infrazione a rete da parte del muro di Vallefoglia, poi però l'attacco è out, adesso va a scherzare sotto rete con la pari ruolo Sonia Candi. Comunque si è diciamo eliminata Vallefoglia con l'attacco out, permette a Chieri di rimanere in doppia in doppia lunghezza 6-4. Simoli che continua comunque a regalarci facce da meme, facce da emoji su ogni attacco, su ogni decisione dell'arbitro. Gichel, ricezione di De Bortoli, Kobzar al centro per Sonia Candi, questa volta coperto da Ilaria Spirito, arriva di gran carriera Gichel, il muro che difende, la ricostruzione di Gaia Guiducci offerta alla parallela molto interna di Lovet Omorui. Molto bella, molto brava qua su questo attacco, si è vista chiusa sulla diagonale, intanto c'è time out per Vallefoglia, coach Pistola vuole subito richiamare le sue ragazze all'attenzione perché Chieri sta scappando via e qua bravissima, dicevo, Loli Omorui ha visto chiusa dal muro la diagonale e ha fintato all'ultimo secondo l'attacco per poi ruotare il polso sulla parallela e trovare questo mezzo pallonetto quasi nei 3 metri, poco oltre i 3 metri, difficilissimo da difendere. 7-4 più 3, come da un bel po' non si vedeva, in questo caso ad appannaggio delle padroni di casa. Padrone di casa che stanno vivendo una serata sicuramente non positiva, stavo guardando qualche percentuale, qualche statistica, solamente il 12% di ricezione perfetta, numeri horror, 43% in attacco, mentre Vallefoglia martella col 54% in attacco di media su tutta la squadra, è veramente impressionante. Ancora il servizio di Lucy Gichel su Chiara De Bortoli, deve correre Kobzar per riuscire comunque a servire Bira Bizzi, la copertura a fondo campo offerta da Avery Skinner e poi Lovet Omorui che in questo caso un po' arcuata con la schiena riesce a mettere però un bel pallonetto vincente dietro sulla linea dei 3 metri per doppiare di fatto così le avversarie della Megabox. Perché prima si è vista rispedita in faccia dal muro i suoi attacchi, allora ha deciso di cambiare strategia, ha optato per questi pallonetti che mettono sempre in difficoltà la difesa avversaria e per lei questa sera è una chance importante. Nella seconda parte di stagione è stata meno utilizzata da coach Bregoli in favore di un Anne Bausch che era molto più in forma. Kobzar per lì, copre Ilaria Spirito, si incarica Skinner di servire Lovet Omorui, il muro che restituisce ancora una chance, deve ricostruirla nuovamente Ilaria Spirito, questa volta in palleggio per Gichel, postata, c'è Giovannini a fondo campo, poi Bisi di gran carriera ha letteralmente bucato le mani del muro, è andata a insinuarsi veramente nella profondità di campo. Mamma mia che attacco da seconda linea, da posto 1 da lontanissimo, forte, potente verso il fondo del campo di Chieri, quasi imprendibile. Candi, forza dai 9 metri, ricezione perfetta in questo caso di Lovet Omorui e poi la perfezione prosegue con la pipe di Avery Skinner da seconda linea, vuole mantenere questo più 4 adesso Chieri e provare a tenere un po' indietro una Vallefoglia che ha dominato nel secondo e nel terzo set, portandosi così adesso sul 2-1 per quanto riguarda questa finale secca dei Playoff Challenge. Loli Omorui sul turno al servizio dai 9 metri, va a cercare ovviamente lì, cercata poi anche da Kobzar, muro respinta e poi deve appoggiare per forza dall'altra parte perché è già il terzo tocco di fatto quello di Kobzar. Avery Skinner a tutto braccio, Gaia Giovannini ha possibilità di arrivarci per Chiara De Bortoli, che peccato perché è riuscita a indirizzare male il braccio, l'aveva difeso ma la spara parallelo praticamente ai banner laterali e non verso la rete. Sul 10-5 di Chieri esaurisce già subito i suoi chiamati discrezionali coach Andrea Pistola. Perché bisogna dire che Chieri in questo quarto parziale è tornata in campo con uno spirito diverso. Scusate il gioco di parole con la sua capitana perché Spirito comunque è in campo e sta dando il suo contributo nonostante quell'insaccata sul finale del terzo set, quindi Chieri sta cercando di
dare un senso a questa sfida, dare un senso a questa gara che gioca in casa davanti al suo pubblico, che sia anche un po' più animato in questo quarto set rispetto a un po' l'apatia che si era vista nel corso del terzo. E dal servizio di Lovet Omorui, a proposito di medaglie olimpiche in campo, si riparte dunque, sempre catechizzata da indicazioni dietro la cartellina di coach Bregoli su quale zona andare a cecchinare con il servizio. In questo caso cerca sempre la statunitense Camilla Weitzer con l'appoggino, un pallonetto il primo tempo, questa volta coperto, poi l'attacco di Jikel, Bisi, ci arriva Kobzar che prova comunque a alzare per l'albanese e poi si dispera a proposito di facce da meme Ilaria Spirito, perché il muro ha deviato la traiettoria ed era a quel punto impossibile arrivarci. Rientra conquistando uno dei 5 punti di svantaggio Vallefoglia dal proprio secondo time out. Materiale tutto disponibile per pallavolisti brutti, questo qua per i prossimi meme, ma da un'opposta all'altra. Jikel risponde per le rime invece Elvira Bisi. Qui tocco dell'astina sul tentativo disperato di giocata di seconda di Guiducci, che è rimasta in campo anche per questo quarto set al posto di una Sara Van Allen non proprio in vena questa sera. Forse un po' troppo facilmente anche leggibile, oltre che incapacità di variare troppo il gioco. 10-7, già piccolo break per quanto riguarda Megavox, che recupera 2 dei 5 punti di svantaggio, e con Victoria Kobzar dai 9 metri può provare ancora a rimpolpare. Abbondante spirito, può ricostruire però proprio la russa, lo fa con Lee, ma non mette in conto le capacità di monster block di Sara Alberti dall'altra parte della rete. Grande giocata di Guiducci, che nonostante non sia altissima per gli standard della volley femminile, ha conteso sotto rete un pallone alla centrale di Vallefoglia, vincendo anche il duello a muro. E poi grande chiusura di Sara Alberti con un monster block che fa male a Vallefoglia. Adesso proprio la numero 9 al servizio. Riceve Giovannini dietro per Biravizzi, che non può forzare, il muro restituisce, può provare a ricostruire Vallefoglia, lo fa con una palla a fil di rete, un pugnetto per Jikel. Alberti fa proseguire il bug per Avery Skinner. Camilla Weitzer ha provato il muro, ha provato la difesa, però si è riportata il pallone addosso e cade. In precedenza l'avete visto inquadrato il cambio, l'ingresso di Federica Carletti, questa volta a sostituire una Simon Lee Wonk che era un po' decisamente in declino, soprattutto per gli straordinari fatti in ricezione. 12-7, ancora Sara Alberti per Chieri al servizio, Giovannini che arpiona questo pallone, Carletti l'attacco nella parte finale del campo dove non arriva il presidio in difesa di Lovet Omorui. È sempre un ingresso positivo quello di Carletti, che come dicevo in precedenza è arrivata solo a gennaio, ma comunque si è presa il suo spazio, le sue occasioni le ha avute e ha messo a segno un po' di punti anche da subentrante. E proprio lei al servizio, Morui, perfetta per Gaia Guiducci, e per il primo tempo che porta la firma di Anna Gray per mantenere questo più 5 adesso conquistato con le unghie e con i denti, pensando un po' come sta andando questa partita da parte delle padroni di casa, con la propria regista adesso impegnata nel turno di servizio a cercare proprio la neoentrata Carletti. Kobzar rovescia per Bisi, c'è però la copertura del pallonetto di Ilaria Spirito da seconda linea, anche Omorui coperto però da Chiara De Bortoli, poi Bisi, pallone restituito al mittente da parte del muro, ci riprova Gaia Giovannini, desiste il muro di Chieri, Spirito ricostruisce per Jikel, pallone che sfiora il soffitto del Palafena, tutto valido, Kobzar, Giovannini e il muro che trova esattamente la linea bianca laterale, vincente Chieri. Un altro scambio pazzesco questo al Palafenera, ne abbiamo già segnati almeno 3 o 4 a tabellino io e Gabri, e entra intanto Perovic al posto di Kobzar, quella che dovrebbe essere l'alzatrice titolare di Vallefoglia, messa un po' da parte in questi playoff di challenge in favore della numero 13. Vedremo se riuscirà a dare il suo contributo questa sera, e sicuramente il suo contributo lo sta portando Giovannini.
Ancora Guiducci al servizio, Perovic per Camilla Weitzer, copre però Skinner questa volta, ci si affida all'attacco di Jikel Murato, Spirito che va ancora una volta dalla francese, questa volta è mani out, a furia di prendere a sassate le mani del muro avversario, evidentemente vuole farsi strada per distruzione la francese. Scusate il lapsus in precedenza, mi riferivo ovviamente a Guiducci che era al servizio e non a Giovannini dalla parte di Vallefoglia, che adesso viene sostituita con l'ingresso della numero 5 Francesca Michieletto, classe 97, prelevata dopo 2 stagioni dalla ITAS Trentino. Gaia Guiducci invece per il servizio di Chieri, che allunga allora sul +7 profondo. De Bortoli, si incarica Federica Carletti di servire l'entrata a Micheletto, copre Spirito, pallonetto al centro del campo di Lucie Jikel, che sperava proprio in un attimo di ritardo e di esitazione da parte di Carletti stessa, allunga a +8, quel +8 che in precedenza era stato d'appannaggio nei set precedenti proprio della formazione ospite adesso e delle padrone di casa, che stanno vivendo un po' un déjà vu della partita di domenica scorsa contro Perugia per aggiudicarsi il passaggio, non solo la permanenza nei playoff challenge, ma il passaggio direttamente in finale, perché avevano vinto il primo, perso gli altri 2 e poi ricostruito tutto al quarto. Qui è un attacco vincente per quanto riguarda il money out, che consegna così il 9° punto a Vallefoglia, che adesso trova un momento fortuito nella rotazione perché potrebbe sfruttare Camilla Weitzel dai 9 metri. In tutti i set il turno a servizio di Weitzel è sempre stato mortifero per Chieri, che ha perso tanti punti, ma la tedesca è anche abbastanza fallosa e lo conferma in questo momento con il suo 4° personale errore al servizio, mi sembra, o terzo. So che è il terzo sicuramente di Vallefoglia in questo parziale 3-0 dal punto di vista di errore al servizio. E allora Avery Skinner, che è già pronta con il Mikasa, il pallone ufficiale della Lega Serie A femminile, riceve Micheletto, poi Perovic per Candia, arriva con il pancake Gaia Guiducci, che però scavalca Ilaria Spirito, che era arrivata anche lei di gran carriera, e allora la palla che cade. 10° punto per una Vallefoglia che continua a inseguire adesso, e questa volta davvero il solco è importante. Sembra di vivere un po' la replica del terzo set, ma a parti invertite, con Chieri che era tanto distante da Vallefoglia e Vallefoglia che conduceva le danze. Adesso siamo nella situazione totalmente opposta. Bisi per forzare e per il servizio di Vallefoglia arriva Spirito, poi Loveto Moru, il bagger dall'altra parte per Lucie Jikel, copre il muro Chiara De Bortoli, poi Bisi, e in questo caso è money out vincente come cercava già in precedenza. Non male qua Bisi, però abbastanza fortunata perché il muro si chiude ma non perfettamente, il piano di rimbalzo non è ottimale e la palla schizza via, mentre rientra Rolando sempre in seconda linea, sempre al posto di Avery Skinner, sempre per rinforzare la ricezione della squadra bianco-blu di casa. Ancora Erblira Bisi a tutto braccio, riceve proprio la neoentrata Rolando, poi Gaia Guiducci apre velocissima il gioco dall'altra parte in posto 4, dove c'è Loveto Morui, che non si fa trovare decisamente impreparata, chiamata nel corso del set precedente da parte di coach Bregoli. Il suo ingresso è stato ottimo ed è stata infatti, come Gaia Guiducci, confermata subito al posto di Anne Bausch in questo quarto parziale. 18-11 la formazione bianco-blu di casa, il vantaggio con Anna Gray al servizio su Micheletto, poi Perovic per Bisi, questa volta distrugge il muro. Si danno un po' fastidio Jikel e Gray nella copertura dietro il muro, nessuna è poi andata con decisione, con cattiveria su quel pallone, perché entrambe hanno visto la compagna gettarsi sulla palla e tutte quante hanno avuto quell'attimo di esitazione per paura di andare a darsi fastidio. E quindi il risultato è che nessuna delle due è riuscita a intervenire perfettamente. Micheletto va a cercare ancora una volta Rolando, che poi copre anche il muro sull'attacco di Loveto Morui. Non copre però Micheletto questa diagonale molto profonda e anche molto importante
di Lucille Gichel, che vuole confermare questi adesso 7 punti di vantaggio della sua formazione, andando poi anche dai 9 metri per il suo turno a servizio. Adesso sono uscite le principali ricettrici di Valle Foglia e si incarica della ricezione De Bortoli, che però non è perfetta. È una free ball che regala Carletti, la ricostruisce Gaia Guiducci con il primo tempo di Sara Alberti, però non eccessivamente positivo, e invece Bisi è nel momento on fire davvero. Si affida a lei, la neoentrata regista Perovic, per andare a bucare l'ennesima parallela vincente. Un braccio caldo da parte di Ervira Bisi, che continua a martellare da posto 2, da posto 1, prima linea, seconda linea, per lei non cambia nulla, la palla cade quasi sempre. Sonia Candi per forzare il servizio su Loveto Morui, rovescia Gaia Guiducci e poi il muro di Carletti e Camilla Weitzer, ma soprattutto l'urlo di Gaia Guiducci quando si è resa conto che Loveto Morui non sarebbe arrivata in tempo a difendere quel pallone. Il più 8 diventa un più 5 di Chieri, che però fa proseguire il gioco. Ancora Candi per forzare, Loveto Morui per Gaia Guiducci, chiamata poi anche l'attacco. La Lodigiana trova spazio, un'autostrada praticamente a sua disposizione per andare a far cadere dentro il campo il pallone, e poi esce rolando. Ovviamente rientra Avery Skinner quando si completa la rotazione in prima linea. Il suo secondo, quello di fatto sarebbe il secondo libero, l'ha fatto anche per questa volta. Tra l'altro ti segnalo un piccolo incidente che è successo a Avery Skinner mentre stava entrando, e cozzata contro il secondo di Coach Bregoli, ed è stata pizzicata dalla penna che aveva in mano e per un attimo ci è rimasta male. Quasi infortunio in campo. Micheletto, problemi in ricezione, poi Sara Alberti dall'altra parte decide di rendere giocabile Camilla Weitzer, si inappropria a Chiara De Bortoli con il bug per Viravizzi, ed è tutto oro quello che trasforma e che tocca l'albanese in questo momento, l'unica che sta cercando di fatto di tenere a galla la sua formazione, adesso sul meno 5 sempre. Però non male comunque l'ingresso di Perovic, che sta cercando di variare un po' i colpi, ma quella che sta davvero facendo la differenza è la numero 1 Bizzi. Perovic è proprio la serba adesso al servizio, passa sopra la rete, teso per Avery Skinner. Primo tempo, Sara Alberti non vuole essere evidentemente da meno in un virtuale confronto con Camilla Weitzel, ma soprattutto serve ad allungare, a portare la formazione di Chieri sul 21. E poi è un cambio, questa volta entra Marta Antuli su Gaia Guiducci, ma ovviamente perché si vogliono sfruttare i 202 centimetri di grecitudine a disposizione adesso in prima linea. Fate un taglia e incolla dell'azione precedente, fatela vedere a tutti quelli che fanno i centrali, perché è stata la perfezione del primo tempo per Sara Alberti. Sara Alberti mette in difficoltà nella zona di conflitto fra Micheletto e Carletti e trova il servizio vincente, quello che vale di nuovo il più 7, 22-15, ma vale soprattutto all'orizzonte un meno 3, che vuol dire tie break. Continua il turno a servizio di Sara Alberti, che si è presa la scena in questa seconda parte di stagione, complice anche l'infortunio di Zaccheiu. Perovic, Camilla Weitzer, ci prova la stessa Sara Alberti nel tentativo di difesa, sono praticamente tutte giù per terra e poi si richiude immediatamente. Gaia Guiducci, ovviamente serve la regia delle bianco-blu, rientra in campo meno 6 Valle Foglia. Ricordiamo che già sul 10-5 di Chieri aveva esaurito i suoi time out discrezionali il coach Andrea Pistola e si è affidato molto ai cambi all'interno del proprio roster. L'idea era ottima, quella di mettere Antuli in prima linea, soprattutto per alzare i centimetri e opporre resistenza al primo tempo di Weitzel, ma nulla è valso. La tedesca è passata comunque. Difficoltà ricezione per Lomorui su Carletti dai 9 metri, poi Avery Skinner, in questo caso è lei a trasformare queste alzate di spirito da dietro. 23esimo punto. È incredibile come riesce a fare benissimo le cose difficili. Avery Skinner, quando ha questi palloni alti che arrivano da dietro, sembra quasi imbattibile. Guiducci a servizio, profondo Carletti, comunque si inserisce Perovic praticamente in ginocchio per Bizzi, copre spirito, è ancora giocabile. Omorui prova a alzarla in bagger per Avery Skinner, questa volta non di prepotenza ma per scarsità, fra virgolette mi passate il termine, in difesa della formazione avversaria, che comunque era riuscita a mettere le braccia per provare a contenere. 24-16, 8 palle set per le padroni di casa.
ancora Gaia Guiducci molto teso sulla sua ex compagna Camilla Valzer, sbuccia il pallone, ci arriva però in tuffo Ilaria Spirito, l'attacco di Gichel, palla che si impenna, la copertura di De Bortoli e poi Micheletto, sempre Spirito protagonista in difesa, Guiducci che va da Avery Skinner dentro i 3 metri, dentro i 3 metri per chiudere questo quarto parziale 25-16, praticamente la fotocopia del primo, e portare la finale dei Playoff Challenge a tie break. E non potevamo aspettarci niente di diverso fra due delle migliori formazioni dopo quelle che sono, diciamo, le imprendibili, le 4 sorelle che sono ovviamente Conegliano, Milano, Scandicci e Novara, che ormai si sono attestate lì in vetta al campionato e in vetta anche all'Europa. Ricordiamolo, le prime 3 che sono ovviamente Conegliano, Milano e Scandicci sono tutte quante alla Final Four di Champions League. Novara ha appena vinto la CEV Cup, Chieri è arrivata in finale di Challenge, sfumata solo per una grande partita, doppia partita di Roma, che è andata, ha buttato il cuore oltre l'ostacolo e ha salvato una stagione che l'ha vista retrocedere all'ultima giornata in favore di Firenze. Comunque la pallavolo italiana rimane sul tetto d'Europa e Vallefoglia è un po' la sorpresa di questi Playoff Challenge, perché tutti si aspettavano Busto, sesta in campionato, che in realtà però si è fatta sorprendere dalle Pinelle, che hanno sfoderato una prestazione eccezionale, anzi 2 prestazioni eccezionali, doppio 3-2, doppia vittoria al tiebreak per Pinerolo, che ha eliminato Busto, e allora Vallefoglia si è presa la scena con una semifinale giocata in maniera perfetta, complici anche un paio di assenze nelle fila di Pinerolo, le giocatrici più importanti, Malvina Schmarcek e la francese Silves, e quindi ne ha approfittato Vallefoglia, che si è regalata questo momento eccezionale. Può scrivere la storia, ma la può scrivere anche Chieri, ricordiamolo, potrebbe essere la 4ª partecipazione consecutiva a una Coppa Europea per le biancoblù, la prima storica invece per Vallefoglia. E citando Busto mi offri l'occasione per mandare un abbraccio, un saluto e un ringraziamento alla capitana Giuditta Lualdi, che in occasione dell'ultima partita proprio delle farfalle ha salutato il volley giocato con grandi soddisfazioni che si è tolta nella sua carriera da atleta proprio domenica scorsa davanti al suo pubblico, e quello forse è valso ancora di più. Giuditta Lualdi protagonista proprio nella stagione qui a Chieri, in un paio di stagioni, ma soprattutto pensiamo alla stagione 17-18, quella in cui Chieri aveva proprio vinto a Palla Flaminio di Rimini contro l'allora San Giovanni Marignano, che ricordiamo, diamo benvenuto nella prossima stagione come la prima delle 2 promosse dalla Serie A2, aveva ottenuto il passaggio nella massima serie. E prima di andare dai numeri ho intravisto passare nella tribuna qui a fianco a Mauri Riberi, che era l'allenatore della nazionale italiana di sitting volley femminile, ingaggiato da Chieri a inizio anno per la propria formazione di sitting volley femminile con cui sta disputando il campionato italiano, ma per dire che finita questa partita il Palafenera archivia la Serie A1, ha ancora anche i suoi giovanili che devono completare i campionati, ma allestisce il campo perché domani una tappa del campionato italiano maschile, in questo caso di sitting volley, fa proprio capolino qui al Palafenera di Chieri. E allora tempo poi giusto per citare anche questa, che è una delle eccellenze direi piemontesi ma anche italiane nel sitting volley, che speriamo che sempre di più prenda piede e sempre di più si diffonda questo movimento, nato all'indomani delle Olimpiadi e soprattutto delle Paralimpiadi di Londra 2012. Vai con i numeri, Matteo. Intanto continua in campo il suo turno al palleggio e in questo caso al servizio Gaia Guiducci. Protagonista è stata Elvira Bissi con 9 punti per Vallefoglia, più spalmati i punti di Chieri con 6 per Avery Skinner, 3 per Sara Alberti, 3 per Lucia Gichel, 4 per Anna Gray, 4 per Lolly Omorui. E il tie break parte col servizio di Gaia Guiducci, si arriva ai 15 minimo, la parallela subito coperta di Bissi da parte di Ilaria Spirito. Guiducci confermata in campo su Skinner, che però viene murata credo dall'urlo dalla tigre di Camilla Weitzel. È il muraccio di Camilla Weitzel che respinge con le sue manone l'attacco di Chieri e si ricomincia con un punticino per Vallefoglia. Vedremo
Che cosa sarà in questo tiebreak? Speriamo bello combattuto e deciso. È tornata in campo anche Kovzar. Lei anche lì scelte di nuovo in campo da parte di coach Pistola. Guiducci, il bagger per Avery Skinner, appoggia il pallonetto ma l'aveva letto molto bene Chiara De Borto, addirittura con il raddoppio di Lee, e Bisi si affida invece al money out per andare subito con la sua formazione sul 2-0 in apertura di questo quinto e decisivo set. Di nuovo il piano di rimbalzo non sorride ad Anna Gray, che come in precedenza avevamo già visto un attacco di Bisi sulle mani del muro, la palla che schizza via sulla parte bassa dei vostri schermi e quindi doppio vantaggio per le Tigri. Un po' più di tempo per asciugare il campo, le ragazze sono davvero sudate a questo punto quando siamo a esattamente 2 ore di gioco e ancora mancano dei minuti preziosi di questo tie break decisivo. Ancora Kovzar al servizio, riceve Skinner, Gaia Guiducci va proprio dalla texana che cecchina in maniera perfetta e precisa l'avambraccio più esterno di Elvira Bisi. Che colpo ha dato Avery Skinner col suo polso, ha aspettato fino all'ultimo per colpire il pallone e poi ha un po' giochicchiato con la sua mano destra. Proprio Skinner al servizio davanti alla sua connazionale Bisi, il muro e poi la copertura di Ilaria Spirito, può ricostruire Gaia Guiducci, lo fa ancora una volta in questo caso con Loveto Morui, la mano di Gray, il bugger di Ilaria Spirito che sembrava per un istante troppo vicino a rete, in realtà va a servire molto bene l'opposta, molto bene Lucille Gichel e lo 0-2 diventa un 2-2. Lucille Gichel trae il massimo da questo bagherrone arrivato da dietro, è entrata molto bene, una bella rincorsa e poi attacco veloce. Skinner che cerca Chiara De Bortoli, primo tempo coperto però di Camilla Weitzer da Avery Skinner, può appoggiare il pallonetto Lucille Gichel sicuramente sfruttando un po' la sua altezza, lei comunque c'ha 189 cm, è vero, ma riesce a passare sopra il muro e allora c'è un break di 3 punti che adesso porta la formazione di casa della Reale Muto Feneralchieri in vantaggio 3-2 e permette ad Avery Skinner di proseguire nel turno dai 9 metri. Sempre a cercare lì in difficoltà De Bortoli, va a servire proprio la statunitense, si abbassa Spirito, la traiettoria è la diagonale molto profonda ed è out. 4-2 e credo arriva ovviamente subito, si ferma sulla panchina della Megabox Ondulati del Sabio Vallefoglia per volere il coach Pistola col primo time out discrezionale. Sì, perché avevano cominciato bene 2-0 pronti via e poi invece hanno subito 4 punti consecutivi da parte di Chieri, anche qualche errorino per Vallefoglia che non è stata più precisa e così perfetta come è stata nel terzo parziale. Il terzo parziale aveva giocato veramente una pallavolo eccezionale. Adesso Chieri in vantaggio e una Simone Lee che non ci ha più regalato su questo errore delle espressioni da meme o delle espressioni da emoji, più che arrivano più che altro nel caso in cui la decisione arbitrale non sia totalmente di suo gradimento. In questo caso ha fatto mea culpa, ha detto no, ho sbagliato io, il mio attacco era abbondantemente a lato, è abbondante anche la mia schiacciata che cercava il punto del pari. Avery Skinner prosegue per il servizio delle padrone di casa a cercare sempre Chiara De Bortoli, poi Kovzar per Camilla Weitzel, tenuto vivo da Skinner, chiamata poi in seconda linea il suo attacco nonostante abbia spizzicato il nastro superiore, è riuscito a ingannare una Gaia Giovannini che ha ritrovato invece titolarità in apertura di questo tie break per volere di coach Pistola, che vede però la sua squadra adesso scivolare indietro di 3 lunghezze. Sì, per Vallefoglia è tornato in campo il sestetto titolare, però adesso è nettamente in difficoltà, soprattutto Simone Lee. Giovannini col bagherone a fil di rete per Bizzi, appoggia dall'altra parte, ricostruisce Gaia Guiducci, lo fa con Lucille Gichel. Giovannini che protegge dopo che il muro aveva sporcato l'attacco. Lee che si redime in qualche modo con questa diagonale che mette KO la difesa di Loveto Morui per il -2 della Vallefoglia. Subito un tie break intenso, subito grandi emozioni, grandi giocate. Tutte e due le squadre hanno voglia di vincere e questa finale non poteva avere epilogo diverso se non un tie break, e se non un tie break giocato quasi punto a punto, tesissimo e combattuto fino alla fine. Lee Wong, servizio, Vallefoglia.
prende sempre tutto il tempo necessario per andare a servire, molto teso su Avery Skinner. Gaia Guiducci con Lucy Gichel e la sua diagonale che arriva in zona 1 e torna subito vincente per il cambio palla, ma soprattutto per prendersi di nuovo 3 lunghezze che, ricordiamo, in un set che finisce ai 15 minimo sono già importanti a questo punto del gioco. L'abbiamo visto in precedenza, entra Alice Feduzzi come libero numero 2 per dare manforte su Lee Wong nella fase di ricezione in seconda linea, quando Anna Gray riceve le indicazioni per il suo di turno al servizio a cercare proprio Feduzzi. Corre Kobzar, anche se serve poi Bisi, e in questo caso era proprio complicato arrivarci di magie e di prudenza. L'albanese ce ne ha fatte vedere davvero tante questa sera, questa era complicatissimo, si autoaccusa infatti la russa e questo è un grande regalo. E 7-3, secondo time out e ultimo discrezionale sulla panchina delle Tigri di Valle Foglia. È un parziale pesantissimo, un macigno sulle spalle delle giocatrici bianco-verdi che vedono scappar via le bianco-blu di coach Bregoli, che ha dato fiducia al gruppo che ha vinto il quarto set e che aveva concluso il terzo in rimonta, quindi con Guiducci al palleggio, Omorui in posto 4, e alla fine una formazione che gli ha dato poi più sicurezza e più conferme rispetto a un Anne Bausch che non stava facendo male, ma che ultimamente aveva lasciato un po' a desiderare dopo una seconda parte di stagione giocata alla grande. Non era più riuscita a replicare recentemente i numeri e le sue giocate importanti di metà stagione, quindi spazio all'Olio Morui, utilizzata un po' di meno, però comunque sempre importante, non per niente nazionale italiana e olimpionica di Parigi 2024. Si rientra sempre sul servizio di Anna Gray su Feduzzi, poi Kobzar che vuole dare di nuovo nuovamente non solo fiducia, in questo caso ridare una buona palla a Elvira Bizzi, che la trasforma immediatamente in un attacco vincente. 4-7 le giocatrici Valle Foglia inseguono. Sì, prima è stato proprio un errore della palleggiatrice, Bizzi non poteva fare molto su quell'attacco, invece adesso ritrovano l'intesa la numero 13 e la numero 1. Weitzer al servizio, di nuovo mette in difficoltà in questo caso Loveto Morui, quinto punto, e immediatamente qui non c'è spazio per i cambi, entra per attendere, nel senso i cambi, entra subito Rolando su Avery Skinner. Ovviamente la Weitzer, l'abbiamo già detto in precedenza, il suo turno al servizio è sempre complicato se non sbaglia. Ancora profondo e lo battezzano out, invece è in, e questa volta credo che sul time out deve andarci proprio la formazione di casa dal 7-3 su cui ci si era fermati in precedenza, un 7-6 e quindi quasi missione compiuta per le ragazze di coach Pistola. Sicuramente il time out di coach Pistola ha dato i suoi frutti, adesso vediamo se quello di coach Bregoli renderà altrettanto bene, perché c'è in ballo il punto del cambio campo e adesso Chieri non vuole sprecare occasioni, ma Valle Foglia è sempre lì in agguato. Le Tigri non muoiono mai e rimangono lì ferme in attesa di balzare sulla preda. Una battaglia che si gioca più a filo di nervi e mentale ormai che quello fisico da ambo le parti della rete. Quando è tutto ok e si dà il via al servizio ancora di Camilla Weitzel su Rolando. Gaia Guiducci per una Gichel che in realtà fuori tempo con la rincorsa e che trasforma l'attacco in un pallonetto vincente, quello che serviva per spezzare immediatamente il gioco degli avversari. Sull'8-7 si va al cambio campo con questo, sull'8-6 pardon, sul cambio di campo con un +2 della Reale Mutua Fenera Chieri, 76 senza pausa come prevede il tie break, ma adesso con le note del DJ e soprattutto con gli applausi del Pala Fenera che accolgono Chieri proprio nella propria metà campo, così come gli uomini di verde vestito, gli uomini e le donne di verde vestito, non me ne vogliono assolutamente, i tifosi giunti da Valle Foglia accolgono invece le tigrotte per provare a spingere le ultimissime, in questo caso mai più veritiero, le ultimissime risorse mentali, le ultime azioni di questa grande stagione 2024-2025. Dal servizio di Lucy Gichel si riparte, teso su Giovannini, deve correre Kobzar per servire Bisi che passa sopra le mani del muro e attacca out. C'è però immediatamente la richiesta
Alberti sembra convintissima di non averla toccata, invece poi arriva l'accusa, credo, della numero 21, in questo caso non era Mura, infatti la toccata era stata di Lovet Omorui. Non aveva ragione Sara Alberti di dire io non l'ho toccata, allora non bisogna andare al video check. 8-7, di nuovo lì, -1 Valefoglia, e adesso può spingere e provare a fare male con Elvira Bisi dai 9 metri, con l'ace di Elvira Bisi, si guardano incredule Lovet Omorui e Elena Rolando, la palla che cade esattamente lì in mezzo. 8-8 in questo pazzissimo tie break della finale playoff challenge, ed è quasi la fotocopia del ace di Weitzel proprio in zona di conflitto fra Rolando e Omorui. Ancora Bisi, questa volta Omorui perfetta per Gaia Guiducci che le rende subito il pallone, però trova l'asticella laterale sulla parallela e passa a condurre una Vallefoglia che inseguiva 3-7, adesso è avanti 9-8. Fuori Omorui, si riaffaccia la numero 12, si cambiano praticamente, solo invertire i numeri di maglia, fuori 21 e dentro 12. E allora Anne Bausch, che ha avuto tempo anche di riposarsi un attimo, credo, adesso deve provare a dare manforte a Capitan Spirito e compagni. Ancora sul servizio di Bisi, non perfetta l'alzata, riceve Spirito. Gaia Guiducci per il primo tempo di Sara Alberti, tenuto vivo da De Bortoli, attacca comunque Gaia Giovannini, palla che sembrava impossibile, il miracolo, il primo, lo sigla che era De Bortoli, e poi nella ricostruzione di Gaia Giovannini. 8-10, deve esaurire il suo secondo time out discrezionale. Coach Bregoli a colloquio 1-to-1 con la propria regista Gaia Guiducci, affidato a Marco Rostagno invece l'indicazione per le altre ragazze. Mamma mia, che emozioni qua al Palafenera, con una Vallefoglia che sembrava quasi spacciata, ma mai dire mai finché la palla non cade, e tornano prepotentemente le Tigri a ruggire e si portano avanti +2 in questo tiebreak ricco di emozioni. Adesso vediamo se ci sarà la risposta di Chieri dopo il time out, se avrà ottenuto gli effetti sperati da Coach Bregoli, che in precedenza, non l'avete visto nelle immagini, ma ha anche lanciato la sua cartellina dopo l'errore delle sue ragazze. Una Lolli Omorui in difficoltà, ha lasciato il posto a Anne Bausch, difficoltà sul turno a servizio di Elvira Bisi. Da qui si riparte. Profondo, questa volta lascia andare Anne Bausch, dopo l'ace arriva l'errore a servizio, quello che permette a Chieri di rimanere lì e soprattutto riporta nella rotazione in campo Avery Skinner. Adesso serve il martello in prima linea, il martello texano al posto di Elena Rolando, e Anne Bausch rientra un po' fredda, diciamo così, rientra addirittura subito quasi al servizio perché non ha ancora toccato un pallone. Vede dare nella zona di conflitto fra Feduzzi e Chiara De Bortoli, e poi ci pensa lei, alzate la palla, datela a Elvira Bisi, e con la diagonale lei trasforma tutto, e così si chiude anche l'altro cambio. Rientra Lee Wong sempre sul +2 delle avversarie. La numero 1 questa sera è implacabile, si candida prepotentemente per il ruolo di MVP di questo match. Nella semifinale contro Pinerolo fu Gaia Giovannini la MVP, la più decisiva, non tanto per i punti messi in campo quanto per la prestazione complessiva, che fa di questa giocatrice, della numero 6 di Vallefoglia, davvero, anche se giovane, una delle schiacciatrici di posto 4 più complete, e adesso si porta anche al servizio. 11-9 Vallefoglia con Gaia Giovannini, proprio lei al servizio dai 9 metri. Quindi su Spirito, Guiducci per Avery Skinner, appoggia il pallonetto, è vincente, e Bisi per un attimo ci ha provato, poi però ha confermato che è palla out, però suggerisce perché non usarli se li hanno, e siamo soprattutto sull'11-9 per andare a vedere. Allora video check chiamato da coach Pistola per palla in o out. Era un po' controversa già solo lei stessa, Elvira Bisi, che ha detto out, no ma forse era in, ma forse chiamiamolo, in effetti ci può stare come chiamata. Ne approfitta ovviamente Bregoli per dare qualche indicazione di più alle sue ragazze, che adesso aspettano tutti gli occhi del Palafenera rivolti al maxi schermo, perché è di nuovo una chiamata importante a questo punto.
Dalla nostra postazione è difficile perché era dalla parte opposta del campo, quindi c'era anche Bisi lì in zona, non saprei dirti, l'impressione poteva essere anche out, ma è molto vicino alla linea bianca. In di pochi millimetri come out di pochi millimetri, e chi meglio della tecnologia potrà, e del signor Gabriele Venturi insieme a Antonella Verracina, che stanno consultando le immagini con molta attenzione, e qui forse qualche secondo in più ci sta a prenderselo, perché è davvero un momento importante per l'economia del set e quindi della partita, e quindi per il viaggio in Europa della prossima stagione di una di queste due formazioni. Ed è out, ribaltato dunque, è veramente di poco, si vede addirittura Bisi in ginocchio, infatti lì è out, aveva ragione allora a utilizzarlo. 12-9, un +3 per Valle Foglia, ma che è anche un -3 potenzialmente dalla linea d'arrivo, quella del traguardo. Da un -1 a un -3, pazzesco questo per Chieri, attenzione, vediamo se si riescono a riprendere. Arpiona in qualche modo Skinner, coperto da lì dietro per Virabisi. Skinner il muro, si può ricostruire con la russa e poi con l'attacco della statunitense. Credo che l'abbia chiamato per primo l'arbitro del video check prima ancora di Coach Pistola. Ricordiamo che facoltà del primo arbitro se non è sicuro della decisione, e di nuovo rimaniamo in una zona assolutamente calda, caldissima, zona rossa per quanto riguarda ogni singola chiamata, ogni singola decisione, quindi l'ha chiamato il primo arbitro per di nuovo palla in o out, credo, perché no, per il tocco a muro, pardon, e c'è il tocco a muro, e la colpevole credo che sia Sara Alberti, perché i manicotti bianchi sono suoi, e allora 13-9, addirittura un +4, e bisogna ricorrere a un cambio in regia. Ritrova Sara Van Halen e fa uscire Gaia Guiducci, che comunque si prende grandi applausi per questa sua performance, soprattutto nel set precedente. 13-9 adesso il vantaggio di Valle Foglia, con Gaia Giovannini dai 9 metri su Anne Bausch. Van Halen subito per Cichelda, seconda linea, questa volta è in vincente la pipe della francese. E anche di gran cattiveria, va a esultare con le sue compagne perché devono togliersi un po' di tensione da dosso le ragazze di Coach Bregoli, che sono un po' contratte in questo tiebreak. Avevano cominciato bene, poi il ritorno di Valle Foglia le ha messe in difficoltà. Servizio di Sara Van Halen in ricezione, chiave del Bortoli e Birabisi che si prende uno dei più bei monster block di tutta la partita, dall'una e dall'altra parte della rete e dei muri. Anna Gray, 11° punto, -2 Chieri, che evidentemente continua, un po' come ha dimostrato Valle Foglia in altre fasi di partita, continua a non volerci stare. Ancora De Bortoli sulla ricezione, Kopfbar, fil di rete da rendere giocabile ancora una volta proprio De Bortoli stessa per lì, e la statunitense trova strada spianata per l'attacco vincente, che porta così sul 14-11, 3 palle match. Che emozioni questa sera al Palafenera, incredibile, nessuna delle squadre vuole mollare e adesso è tutto nelle mani di Sonia Candi. Primo servizio della capitana, primo dei 3 palle match, riceve, rischia di darsi anche fastidio Chieri, l'attacco di Avery Skinner che spegne la prima occasione con la diagonale. Ed era abbastanza un po' scontato la scelta di Van Halen di andare subito da chi per tutta la partita ha mantenuto un livello abbastanza importante di gioco. Adesso è dietro la schiena, non avendo più a disposizione la cartelletta Coach Bregoli, che dà indicazioni proprio alla sua regista per il turno al servizio, quando ci sono ancora, ricordiamo, 2 palle match per Valle Foglia, che si spegne così con l'unico errore a servizio di questo quinto set che Chieri commette proprio nel momento cruciale. 15-12 al tie break, il ticket to Europe se lo aggiudica la Megabox Ondulati del Savio Valle Foglia. 25-15, 20-25, 20-25, 25-16, 12-15. Gli applausi sono tutti per le tigrotte, per le tigri di Valle Foglia, che si meritano davvero, dopo quella settima posizione, i 38 punti alla fine di una super regular season, la possibilità di andare a lottare nei playoff contro Milano, che aveva battuto comunque 3-0 e 3-2
nei quarti di finale di playoff erano stati capaci di lottare, adesso hanno dimostrato anche grande determinazione e grande gioco anche in questa fase finale, finalissima di questa stagione, con la conquista della CEV Challenge Cup 2026. Allora, in teoria le squadre dovrebbero essere per la prossima stagione Milano Conegliano e Scandicci per quanto riguarda la Champions, Novara che dovrebbe fare sua la possibilità di difendere il titolo in CEV Cup, e poi Megabox che esordirà così in Europa. E poi chissà che non ci sia una seconda squadra italiana, parlavamo appunto prima della Webza Cup, che possa riportare Chieri o qualcun altro proprio in Europa e sperare in un'altra finale tutta italiana come è stata quella di quest'anno, con le grandi emozioni. Arriva anche il mega biglietto della Lega Serie A femminile consegnato alle ragazze, che adesso vanno giustamente a prendersi l'applauso dei propri tifosi, quelli pochi ma che sono serviti per sostenere e supportare al meglio le ragazze durante tutta la stagione. E anche questa sera un applauso credo che vada tributato davvero alle tifoserie di tutte le squadre italiane, perché sono sempre l'anima, il cuore pulsante dei nostri palazzetti e impreziosiscono la cornice delle nostre partite, delle emozioni che il campo invece è in grado sempre di regalare. Non c'è niente da dire, Gabri, hai detto benissimo, questa squadra si è meritata sul campo la Challenge Cup, è inutile girarci tanto intorno, hanno fatto una stagione straordinaria, 7° posto, i quarti di Coppa Italia, i quarti dei playoff scudetto, poi un gran cammino in questi playoff di Challenge, sicuramente non partivano da favorite ma hanno dimostrato un livello molto alto di pallavolo e si meritano questa storica prima partecipazione a una Coppa Europea. Dall'altra parte si chiude nel peggiore dei modi la stagione di Chieri, una stagione che è culminata con la finale persa di Challenge Cup contro Roma, la finale dei playoff Challenge persa qua al Palafenera contro Valle Foglia. Coach Giulio Cesare Bregoli direi che chiude la sua esperienza a Chieri molto prolifica ma nel peggiore dei modi, perché fallisce tutti gli obiettivi questa squadra, era il canto del cigno per lui e per anche alcune delle giocatrici bianco-blu che probabilmente il prossimo anno non ci saranno più. Sicuramente i pezzi pregiati del mercato saranno Avery Skinner, Lucie Gichel, Sara Van Halen, però non poteva concludersi così per Chieri questa stagione, una stagione dove hanno veramente lasciato sul campo tutto. È vero, rimangono i quarti dei playoff scudetto, una grande prestazione con Novara, la gara 3 persa solamente al tiebreak, però credo che non possa bastare per una formazione che ormai si è attestata tra le migliori del campionato e subito dietro le 4 più grandi formazioni del campionato italiano, e che però perde così tutti gli obiettivi stagionali. E in mezzo alle lacrime delle bianco-verdi ci sono anche un po' di gocce di spumante aperto, stappato come nei migliori podi delle gare automobilistiche o motociclistiche. Birabisi intanto nominata MVP riceve il premio sotto l'applauso. Noi abbiamo iniziato il 6 di ottobre con un tie break a raccontarvi questa emozione della Golden Age. Matteo, abbiamo finito questa sera con un altro tie break, in mezzo ci sono state davvero tante emozioni. Il primo ringraziamento va a te intanto per questa stagione condivisa ai microfoni con voi, speriamo di avervi raccontato nei migliori modi tutti gli aspetti della Golden Age. Un grazie ovviamente a tutti i service e la regia che ci hanno accompagnato. Dal Palafenera si chiude di fatto questa stagione, che prosegue già da domani con invece i playoff scudetto nel vivo delle semifinali. Grazie a te Gabriele, grazie a tutti voi che ci avete seguito in questa fantastica stagione di volley femminile. Vi diamo appuntamento alla prossima a questo punto. Assolutamente sì, da Gabriele Giovine e da Matteo Caudana. Una buona serata e buona pallavolo a tutti voi.